prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Buon pomeriggio, sì. benvenuti Sì, all'altra vabbè. domenica, Sì, lo vabbè. sport, Triveneto in poltrona. Cos'hai già da dire? Anzi, Cos'hai da dire? la prossima volta Enrico tu tiri giù Bla, bla. l'audio della sigla No, e sentiamo quello che dice No. Sara. Oggi siamo alla 19ª puntata. No, è la 19ª e tu riesci anche a non ricordarti dopo 19 Però perché la puntate. 19ª puntata e la 20ª di campionato di Serie D? Allora la 20ª. Allora ho ragione io. Ancora peggio, aggravi la tua Aggraviamo. situazione. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti negli studi naturalmente dell'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. Siamo naturalmente negli studi di Udine, c'è anche Omar Costantini che sta seguendo. Buon pomeriggio Omar. Buon pomeriggio a tutti. Hai dormito bene? Sì, 2 ore. 2 ore però, no, ti vedo bene. Però Insomma, pulite. è stata una mattinata lunga, diciamo, una nottata, siamo andati avanti fino alle 8 di stamattina. Hai fatto un brunch? Un brunch? Un brunch. Ho fatto io il lunch match. E naturalmente, come vedete, in sovraimpressione sta giocando l'Udinese a Udine con la Lazio. La partita in questo momento è sul 2-1. La Lazio sta giocando in 10. Per l'Udinese ha segnato Di Natale su rigore. Poi ha pareggiato Candreva, gol dell'ex, grazie a un rigore causato da Domizzi. E infine Badu ha riportato l'Udinese in vantaggio. Vediamo se abbiamo dallo stadio Friuli di Pertoldi. Gemma, buon pomeriggio anche a te. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, Ci stiamo Gemma. per collegare ancora qualche istante. Benissimo, nel frattempo vedete che abbiamo un sacco di ospiti. Oggi sarà un salotto itinerante, gente che va, gente che viene. È un po' il gioco della poltrona, facciamo noi. Facciamo il gioco della poltrona oggi, benissimo. Parto con il primo. Cosa vuoi? Allora, non lo Cosa so. stavi per chiedere? Allora, cominciamo a presentare gli ospiti, fai tu come al solito, mentre naturalmente Male, come al solito. avremo Edi Pertoldi dello Stadio Friuli per il primo collegamento. Intanto comincia pure a presentare gli ospiti. Intanto Simone Ravenda, benvenuto. Benvenuto. Ciao a Mentalista. Mentalista abbiamo chiamato per te. Mentalista. Abbiamo chiamato per te, pensavamo uno psichiatra, abbiamo girato su uno psicologo, no, anzi un mentalista, vero Omar? Alla fine abbiamo... La vedi in mezzo. Ecco, l'idea è stata di Omar, non è stata mia, no? Dopo vengo anche da te Omar. Omar dopo. Simone è un amico. Come no, lo conosco da una vita Omar ormai. Quindi c'è Ecco perché è diventato una- mentalista. Esatto, sì, sono diventato mentalista per riuscire a capire Omar Costantini. Costantini La chiave della all'inizio. macchina. Ti hanno addrizzato la chiave della macchina perché tu l'avevi storta. Con la forza della mente l'avevi storta. Ma ormai non ci probabilmente sono i anche tu. telecomandini, ancora con la chiave? Sì. Che macchina c'hai Omar? Allora, fermi tutti perché abbiamo il collegamento. Edi Pertoldi, ascoltiamo cosa succede allo Stadio Friuli. Alle posto di Douglas ancora Domizzi che temporeggia, naturalmente l'uomo in più e il vantaggio consente all'Udinese di gestire il gioco senza frenesia e soprattutto con grande ossaggio. Il gioco lungo in direzione di Muriel viene spintonato senza tanti complimenti da parte di Diaz, tutto regolare spalla a spalla, e la palla se ne va al di là della linea che delimita il terreno di gioco. Il rinvio da parte di Beriscia in direzione di Hernanes che stazionava lì all'altezza del semicerchio, tenta l'incursione poi con la collaborazione di Close, ha anticipato molto bene l'Arto e attualmente in mezzo per Pinzi cerca la triangolazione con Badu, un attimo di ritardo da parte del Ghanese, la possibilità per la Lazio di intercettare il pallone. Benissimo, grazie a Edi Pertoldi. Ovviamente in questo momento noi siamo entrati sulla sua radiocronaca, la potete ascoltare ovviamente su Radio.0, salutiamo anche gli amici di Radio.0 sul 101.3. Grazie a loro, grazie a Edi che appunto noi abbiamo anche ospite e anche in diretta dallo Stadio Friuli appunto. Arriverà, e vero, anche, Edi? sì, partita finita, tempo di uscire più dallo o meno stadio. Il ritorno arriverà qui presumo dopo le 15 perché la partita mancano 10 minuti al termine più recupero, il tempo che vado in sala stampa a sentire quello che dice Guidolin e poi ci raggiungerà qui allo stadio insieme anche all'altra ospite. Bene, mentre aspettiamo adesso i collegamenti dai campi di Serie D di quest'oggi, prego Procedo? Sara, proceda pure. Vado di là. Ma vai dove vuoi. Faccio una cosa anch'io itinerante. Ma sì.
È arrivato un bel ragazzo e tu vai subito da lui, ovviamente, non c'erano dubbi, ecco. No, volevo solo andare via da te, non volevo... No, perché a te piacciono gli uomini ricci, ecco, finalmente c'è un bel ragazzo riccio, prego. Luca Tommasini. Piacere. Benvenuto, motociclista, 3 volte campione di Croazia, 4. 2009. Ha sbagliato Omar, 4 Chi ha volte. sbagliato? 6 siamo. 6 siamo volte. già 6. Allora, Omar, non sei un giornalista Allora- credibile, ci dai notizie false e tendenziose. Wikipedia. Allora niente, raccontaci tu forse è meglio. 6 volte campione di... Sì, di motociclismo croato, io corro il campionato nazionale croato nella classe 600, quest'anno in realtà ho fatto 2 classi, la 125 e la 600, questo è il motivo per cui sono arrivato a 6 campionati, perché quest'anno ho portati a casa 2 con le 2 classi. Tra bene. l'altro lui, bisogna dire la verità, c'è da dire questo, digli che aggiornino il sito, perché infatti eravamo rimasti a 3. No, io ho 4 stamattina con Facebook. Tra poco 4 600. Esatto, 4 che quest'anno No, 2, ma il sito sei. suo, il sito suo. Benissimo. Bene, benvenuta anche a Paola Rizzotti, organizzatrice di sfilate di moda. Benvenuta. Grazie. Ecco, Alla sai che mi ha destra di già Omar. offerto un casting anche a me. A lui? Sì, quando Sì, farà la sì. sfilata dei mostri. No, adesso ci siamo andrò già anch'io. accordati con Giovanni per questo. Ma il tuo cachet è molto alto, Giovanni? Sì, assolutamente. Altissimo, immagino. Lara Bergamasco, benvenuta, modella e studentessa all'Università di Udine di allevamento e salute animale. Benvenuta. Grazie. Infatti ho visto sul suo profilo Facebook Che delle cosa? delle foto, Ah, devo dire pensavo, una cosa alle pensavo ragazze. fosse in medicina, perché Aia. su questo tavolo, No. no? Cosa è successo? 2-2? Pareggia Pareggia la la Lazio, Lazio. c'è stato un suicidio difensivo da parte della difesa friulana, Berkic è uscito, sotto discorso mia tua mia, ribattino e gol della Lazio. Adesso vediamo bene al replay, vediamo il cross, mette Berkic, esce, becca in pieno il giocatore della Lazio che era lì per caso e arriva il gol. Se ci fosse mai dire gol, questo sarebbe un gollonzo, lo farebbero vedere stasera a sì. ripetizioni su Italia 1. Praticamente gli ha no? preso distinto, non si capisce bene dove ha preso, del ginocchio. Beh, diciamo che questo comunque testimonia il periodo di sfortuna dell'Udinese, no? Perché questa è sfortuna. Beh, diciamo Fuori che onda intanto diremo un'altra roba sempre sf. No, ma volevo ricordare, Giovanni, che la Lazio sta giocando in 10. Sì, assolutamente. Dal decimo del secondo tempo. L'abbiamo ricordato. E la Lazio ha preso in mano il gioco stranamente da quando sta giocando in 10, praticamente gioca meglio rispetto alla superiorità numerica, come diceva il vecchio Lido. Il vecchio Lido, stavo per dirtelo io, il vecchio Lido Non dice, importa quanti giocano, ma chi gioca. Ma anche diceva. Sacchi diceva che a volte si gioca meglio in 10 che in Sacchi 11, lasciamo se ti perdere. ricordi. perché- No, è vero, ma è una cosa che si dice però. Pensa che anche la Sara lo sa. Se lo so io, vuol dire Parliamo che di lo dicono calcio. spesso. Posso andare avanti? Sono dei Si primi accomodi. fluidi di Simone che... Ti stanno cominciando a Dopo- funzionare. sì, no? dopo facciamo intervenire anche Simone. Benvenuta, anzi bentornata Pamela Bonesso. Grazie, ben. Modella e studentessa. Esatto. Io volevo dire una cosa alle 2 ragazze, quando dovete venire qui all'altra domenica, Sì. fate attenzione a cosa pubblicate su Facebook, perché Giovanni è terribile, lui le foto, passa il tempo a tirare giù le foto delle donne, ma non quelle che potreste pensare voi, quelle più come Quelle dire, più divertenti. simpatiche. No, non ho tirato giù quelle, appunto, adesso che ci hai detto che università fa Lara, io pensavo fosse medicina, perché è una cosa un po' strana, hai delle foto un po' particolari che stai squartando carne, Oh, mamma mia. vestita di verde, ho detto questa è un'autopsia o qualcosa di simile, per quello pensavo No, fosse tra l'altro medicina. autorete, Giovanni, si tratta di autogol. Autogol dell'Udinese. Autogol, tra l'altro. Bene. Abbiamo... Danilo. Abbiamo un collegamento, è arrivato anche un messaggino, dice buon pomeriggio Giovanni, sei in forma, sei un mito, ti Ma saluto, dove? Eva di Bet and Drink. Guarda caso, la si parla di conosciamo. drink. La conosciamo, ciao Eva, ma sei sicura? Aspetta, apriamo la giacchina, mostriamo le forme. Beh, certo. Drink. Parla di drink, infatti in collegamento ho Alberto Commisso e Petta, il nostro Robby Visentin in contemporanea. Beh, perfetto. In E stereo. allora abbiamo con la linea telefonica in quel di Tamai, dove quest'oggi si gioca a Tamai Fincantieri UFM, scusate, Monfalcone, Fincantieri Monfalcone. Albertone! Buongiorno ragazzi! Ciao Alberto! Ho sentito il vostro esordio, guarda, mi sono perfino commosso, Per che cosa, perdona? Di cosa? per la serie coppia che vince non si cambia. Assolutamente. No? E buon pomeriggio anche a Roberto Visentin. Ciao Roberto! Ciao Giovanni. Eccoci qua. Buon pomeriggio Roberto! Ciao, come state? State bene? Sì, perfetto. Sempre noi, quando siamo insieme. Allora, quando c'è Roberto Visentin della Fincantieri Monfalcone, la cosa più importante per noi dell'altra domenica non è la formazione, ma il menù del giorno del chiosco itinerante della Fincantieri Monfalcone. Cosa avete preparato di buono questa domenica pomeriggio? Non ho ancora il piacere perché sono di fronte alla nostra tribuna, oltre ai
agli spogliatoi vecchi che stanno degustando già qualcosa, ma non so cosa hanno portato. Ah, perché sei arrivato il pulmino, tardi. sai che il pulmino si muove in completa autonomia, quindi decidono loro il menù del giorno. Allora qua... Scusa Giovanni, volevo dirti solo una cosa. Prego. Ho saputo Sì. che il viaggio di ritorno dell'altro sabato, questo non me l'hai detto però domenica, è durato un po' più del previsto. Abbiamo fatto un pit stop volante con cambio di autista. Ma non solo Roberto, si è anche ristretta la porta del garage poi, se non sbaglio. Vabbè, ma quelli sono incidenti che possono succedere. Sì, entrando, no, o la curva o la porta, una delle due, ma non o importa. forse si è allargato il minivan di Sì, Giovanni. o si è allargato il minivan, Non si sa, esatto. comunque il minivan non è più lo stesso dopo lo scorso No, sabato. è tornato a posto. È tornato E beh, vorrei anche Devi riposare fuori, prima di entrare devi trovare bene la serratura, se no... Sì. Allora Roberto, ascolta, dunque, partita, adesso facciamo questi 30 secondi di serietà calcistica. Partita fondamentale sia per il Tamai, e qua interviene Alberto ovviamente, e sia per il Fincantieri Monfalcone. Cioè, chi vince oggi fa un bel passo in avanti per un'agoniata salvezza in Serie D. Assolutamente sì, perché loro sono in questo momento credo 2 punti avanti a noi, quindi con una malaugurata loro vittoria ci distaccherebbero di un bel po'. Esatto. E viceversa, con un pareggio, con la nostra vittoria, aggiusteremo un po' la classifica. Ecco. Diciamo che comunque il campionato è ancora molto lungo, oggi si tratta la seconda di ritorno, vero? Assolutamente sì, però cominciano a essere punti importanti, questi valgono sempre il doppio. Certo, Il Pordenone di sabato è una cosa che è una partita che vinci, perdi, non dobbiamo fare i punti con quelle squadre lì, ecco. Certo, Dobbiamo fare con queste che valgono doppio, come ti dicevo. Bene, sapevamo che sabato avevate un sacco di gente squalificata, fuori anche acciaccati. Avete recuperato qualcuno o è la formazione che ha giocato contro il Pordenone? Guarda, abbiamo praticamente tutti gli effettivi, l'unico è Cursi che deve scontare ancora una giornata di squalifica. Certo. Per quanto riguarda il resto invece siamo tutti quanti. Bene, adesso passiamo a parlare invece del Tamai, naturalmente con Alberto Commisso. Alberto, è stato molto bene che la Sanvitese nel recupero ha pareggiato col Giorgione per 2-2, ma non ha fatto il gioco del Tamai. Bravissimo. Guarda, la salvezza diretta quest'oggi proprio passa per questo campo, no? Quella fra Fratture Rosse il Monfalcone ha tutta l'aria insomma di essere già una partita ad ultima spiata, o dentro o fuori. Il treno verso la salvezza corre veloce, che non aspetta nessuno, non sono pertanto ammessi né ritardi e nemmeno appunto ritardatari. I padroni di casa si esaltano, lo sappiamo benissimo, con le grandi, lo chiediamo anche a Pordenone e Triestina, che forse ne sanno insomma qualcosa in più di noi. L'UFM è una discreta squadra, ma sicuramente non può essere paragonata a una big, ma gioco forza insomma dovrà essere considerata tale, e chissà che questo giochetto porti bene a Petris e compagni. Quindi naturalmente insomma ha tutta l'aria insomma veramente di essere già uno scontro insomma a salvezza, è una partita attesissima. Prima Robby non ti ha raccontato, io ho avuto il piacere di intervistare e parlare insomma 2 minuti col presidente Brugnolo, sente molto la partita, era veramente insomma era molto agitato, anche perché insomma capisce il momento delicato dei suoi, e naturalmente insomma strappare un 3 punti oggi insomma dal comunale della borgata di Bruniera insomma potrebbe essere punto cassana per la società, per la squadra, e soprattutto insomma guardare con una prospettiva insomma diversa e migliore il proseguo insomma di questa stagione. Io la formazione anche del Tamai, che giocherà con Peressini, Meneghel, Scappini, Ursella, Colombera, Perissinotto, Furlanetto, Ortolan, Zambon, Furlan e Polton. Allenatore chiaramente Birtig. Una curiosità, l'età media dei giocatori è praticamente uguale, 22 anni per il Tamai, e anche l'UFM è formazione appunto molto giovane, però le formazioni che lascio dare da Robby alla stessa età, 22 insomma anni uguali. Arbitra il primo uomo è Tursi. Da dove scusa? Di Valdarno. Quindi Sono avvicinato stavolta. Strano che non arrivi da Trapani, Alghero, Caltanissetta o Olbia. No, oggi guarda, infatti ho trovato strano anch'io. Insomma, forse di solito quelli li mandano con la Triestina, vedremo dopo da Emilia, perché quelli li mandano Prova a a chiedere Trieste. conto Emilio, magari capito sarà un po' più pungente. I collaboratori invece sono Cordella di Treviso e Zanetti addirittura di Portogruaro. Quindi attenzione perché la Lazio in 10 va in vantaggio, prego. La Lazio in 10 è anche passata in vantaggio,
dalla padella alla brace, come si dice in questi casi, proprio a 30 secondi dal termine, anzi dall'inizio del tempo di recupero. Hernanes ha indovinato, come si dice, il tiro dai 16 metri e per Berkic non c'è stato nulla da fare, anche un bel gol, va detto. Insomma, però è sfortunata quest'Udinese. Diciamo che Hernanes fa questi gol è un po', diciamo... no, beh, è stato un bel gol, perché comunque l'assurdità è che sta giocando in 10, c'erano due difensori dell'Udinese, Danilo e Ertos, non vedo male. Ecco, e praticamente era da solo e ha fatto gol. Torniamo a ripetere quello che abbiamo detto 2 secondi fa: si gioca in 10 meglio a volte che in 11. Comunque 4 minuti di recupero. Allora diamo la parola di nuovo a Tamai per chiudere il collegamento con la formazione dell'UFM Monfalcone. Prego Roby. Pronti qua. Allora noi giochiamo con Petranca in porta, con la linea difensiva Miraglia e Martincic agli estremi, Cudiccio e Carli e Strussiat difensori centrali, a centrocampo con Ardella, Princivalli e Lestani, in attacco Lionetti e Acampora. Benissimo. Anche noi squadra giovanissima, panchina 94, 95, 97, 95, il più vecchio è Bardini, che lo chiamano nonno del 92. Beh, in effetti. E quindi squadra giovanissima. 92 è uno veramente da pensione, voglio dire, no? Assolutamente. Allora, naturalmente intervenite da Tamai, linee aperte, qualsiasi cosa succeda, voi intervenite in trasmissione. Grazie dunque. Grazie ragazzi, a voi. Ciao, a dopo. Grazie a Roberto Commisso, grazie a Roberto Visentin, inviati speciali per noi, appunto per Tamai. UFM Monfalcone, il Paron Pozzo mi sembra leggermente preoccupato per non andare oltre. Fa così. Quando fa così con la testa è molto pericoloso. È brutto segno. Allora, io non ho finito di presentare gli ospiti. Infatti proseguiamo con gli ospiti. Michele Cupitò, presentatore ed organizzatore di eventi e delle più belle sfilate della regione e credo amico di vecchia data. Sì, qui del fenomeno di data e basta. Facciamo data, non parliamo di anni per cortesia, anche se ne abbiamo fatte di belle, ma sì. Facciamo Sì. Benvenuto. Ci siamo conosciuti, diciamo, qualche estate fa. Sì. Non diciamo quante. No, esatto. Che è meglio. Va bene. Posso dire che come al solito dico io avevo ancora i capelli. Ma ce li hai ancora i capelli? Beh, non Giovanni? possiamo stare. Ma sai che io vado in giro dicendo no, perché il mio collega biondo di telefono mi dicono ma chi è questo? Ex biondo. Per me piace il biondo, dico. Bene. Benvenuto Giampaolo Muser, presidente dell'associazione OSUF. Esatto. Buona domenica. Grazie, di cui Pamela è madrina. Ci ha portato il presidente, vero Pamela? Ci ha portato il presidente dell'associazione proprio perché quest'oggi parleremo con il presidente di tutto ciò che fa l'OSUF, perché ne avevamo accennato l'8 settembre. Sì, ne avevamo parlato. Ne avevamo parlato con Pamela, allora abbiamo voluto invitare anche il presidente così ne parliamo più approfonditamente di tutta la vostra organizzazione e soprattutto di quello che fate appunto per le persone meno fortunate di noi, no? Che siamo qua a ridere e a scherzare. E poi? Finiti gli ospiti? Giovanni. Allora siamo in attesa ovviamente. Ricomincio, rifaccio il giro. Siamo in attesa che arrivi un mio mito, speriamo che venga, ma aveva confermato, ovvero sia Adriano Fedele, grandissimo giocatore di Udinese, Bologna, Inter, Verona, ma soprattutto grandissimo mister dell'Udinese e poi del Pordenone. Poi aspettiamo Eddie Pertoldi che ci racconterà così a caldo della partita. Sì, avremo anche un collegamento Udinese strada Lazio. facendo con Eddie a fine partita appena si conclude. E poi? E poi ancora Bianca Maria Gonano. Esatto. Giornalista. Anche lei. Che Anche lei allo stadio, esatto. collabora con il settimanale 3000 Sport, quindi li aspettiamo. Bene, noi facciamo la prima pausa pubblicitaria in Sai attesa. cosa facciamo per la prima barra pubblicitaria? Cosa? Un balletto io e te? No, ci mettiamo vicini così. Così? E la lanciamo. 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. E Lo gli altri? sport. Triveneto in poltrona. Ci sono anche gli altri collegamenti della Serie D, quindi il Pordenone, la Triestina e via avanti. Tra pochissimo. Tra poco. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria? È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Eccoci qui nel salotto dell'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Che Partiamo bella che subito vieni. con giochi. Che bella che vieni, Chi è? Ma chi è? Tu. Sei inquadrata tu e io. No, partiamo con la partita di Udine che è finita, Omar E Omar niente. La festa prima di incominciare è già finita. Vabbè, allora l'Udinese purtroppo cade in casa contro la Lazio. Risultato finale 3-2 per la formazione capitolina. Riepiloghiamo un po' la sequenza delle reti. Udinese in vantaggio il 7° del primo tempo con Di Natale su calcio di rigore procurato per un fallo di un difensore laziale su Omago. Maicosel, netto, era giusto, gol. E poi al 17° del secondo tempo, quando la Lazio era già in 10 nel frattempo, rigore nuovamente anche per la formazione laziale. Come sempre Domizzi ha il brutto vizio di allungare il braccio e l'arbitro ha dato giustamente calcio di rigore 1-1. Badu segna il gol della domenica 5 minuti dopo dai 16 metri, indovina, stop di petto, tiro al volo di destro, imparabile per il portiere Beriscia della Lazio che oggi sostituiva Marchetti. Che sembrava chissà se fatta.
chissà Sali se è Beriscia. parente del vecchio presidente dell'Albania, Sì, che era appunto, Beriscia. e lui infatti gli ha detto, Bado gli ha detto Sali Beriscia e l'hanno messo nel 7, come si dice in questi casi. Che tristezza. Non ho capito. E la famosa, verso ti le spieghiamo 14, dopo, verso le ti spieghiamo 16:30 dopo. ci arrivi anche tu. Sembrava fatta come detto per l'Udinese, invece a sorpresa la Lazio ha preso metri e al 36esimo del secondo tempo, su un'uscita di Berkic che respinge la palla, colpisce in pieno il piede d'appoggio di Lazzari e la palla finisce in rete. I clamorosi autogol della domenica, come ha sottolineato anche prima Giovanni, i gollonzi come verrebbero definiti dalla Jalappas. L'Udinese a questo punto sparisce completamente dal campo, perché va detto la verità, la Lazio ha meritato e ha preso possesso ancora più del campo, e proprio a 30 secondi dal 90esimo Hernanes con una bella azione indovina il gol della domenica che porta a casa i 3 punti preziosi per la Lazio che sale a quota 27, Udinese rimane a quota 20. Ricordiamo che sotto di lei c'è il Chievo e il Sassuolo a 17, il Bologna a 16, Catania e Livorno 13. Adesso si fa veramente dura. Collegamento con qualcuno? Gemma, con chi? Eccoci qua GP, andiamo a Pordenone per il nostro Riccardo Riem, che dovrebbe essere insieme al nostro avvocato, ma non sono sicura, intanto c'è Riccardo. Allora, subito collegamento col Pordenone dopo queste brutte notizie che sono arrivate dalla Stadio Friuli, speriamo ne arrivino di buone dal Bottecchia. Intanto vediamo come si prepara questa partita. Riccardo, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Siamo al Bottecchia per la terza giornata di ritorno, dove il Pordenone incontra la penultima in classifica. Ti do subito le formazioni, visto che ce ne hanno appena portate. Il Draw si presenta con Angeli, Paceda, Calcari, Gennara, Adami, Scudiero, Marchione, Colpo, Poli, Chisi e Ruaben. Il Pordenone, che oggi ha gli squalificati Nicolini e Buratto che non ci sono, gioca con Carreri, Migliorini, Pramparo, Mattielli, Rupolo, Dionisi, Pavan, Nichele, Zubin, Zanardo e Berdotti. Da notare che sia Zubin che Zanardo sono diffidati e quindi oggi dobbiamo stare molto attenti perché verrebbero squalificati per la prossima partita, che sappiamo tutti che è Sacilese-Pordenone, che è un video molto importante per il Pordenone. Io ho al mio fianco l'avvocato Mazzarella che è presente, quindi adesso ve lo passo per un commento iniziale, insomma, per la partita. Avvocato, Pronto, buon pomeriggio. Giovanni. Buon pomeriggio, Come avvocato. altrettanto tutto bene, o meglio, tanto bello non è stato, perché la Lazio mi sembra aveva battuto l'Udinese 3-2. Sì, ma io sono triestina, quindi... No, tu stai zitta perché sennò ti sopprimiamo. Lo so. Andiamo a giocare col Poziano. È vero che hai Fedele in studio, Adriano? Deve arrivare adesso perché anche lui guardava la partita, arriva insieme a Eddie Pertoldi. No, ma il prossimo collegamento, avvocato, parli tu con Adriano direttamente. Ok. Allora, com'è questa partita oggi? Niente, dai, una partita che è già segnata sulla carta, a meno che non la sospendano per campo impraticabile, o meno, se dovesse venire fuori un diluvio, ma il campo è perfetto, cioè si può giocare tranquillamente, quindi è una partita segnata sulla carta. Dopo sai, il calcio è imprevedibile. Povero Sì. Bro, prenderà un sacco di gol secondo me oggi. Ma no, un sacco forse no, però sì, anche perché tra l'altro in difesa manca Nicolini oggi, loro hanno un centravanti che non è male, la seconda punta anche svelta, piccola, cioè hanno i due migliori giocatori sono il centravanti e il numero 10 di solito, che sono quelli che sono oggi, vedo Poli e Tisi. Certo. Quindi davanti non è che proprio con questi due siano scarsi. Per il resto però sono terzultimi in classifica, anzi penultimi, perché gli altri hanno un punto in più, quindi insomma è una partita che dovrebbe essere segnata. È come dire, sì, Juventus, non lo so, neanche non si può fare paragonare. No, l'Udinese, mi dice mio amico Ricchi, no, voglio dire, non c'è paragone, insomma. Allora, avvocato, ricorda Riccardo che io e lui siamo nello stesso ufficio, domani lo vedo. Ricordaglielo, che certe battute sono fuori luogo con me. Vabbè. Va bene, alla prossima allora. Benissimo, grazie a Riccardo Riem, grazie all'avvocato Mazzarella, A dopo. inviati per noi al Bottecchia di Pordenone per seguire in diretta come al solito. Pordenone Draw. Pordenone Draw, a fine campionato tu sai quasi qualcosa di calcio. È arrivato... Secondo me è Simone che comincia... Ah, è lui, è The Mentalist che comincia a... Così, Io comincio. sì, in rovesciata, sta facendo in rovesciata, sta... Me lo devo portare anche a casa, sennò il resto della settimana è... Io vengo. Vengo l'altro uomo però.
Poi non si sa. Non lo Ma il so. suo uomo poi tu mentalmente Poi me ne occupo io. Esatto, gli dici guarda non è la donna della tua vita, mollala, dai guardala, poi stai invecchiando. Allora! È arrivato un nuovo ospite, Sì, Sara. ma vado di là a proposito. Benvenuto Oscar Noselli, organizzatore della fiera Udine Sposa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e benvenuto. Manifestazione che si è svolta il weekend scorso, di cui poi ne parleremo, visto che c'è Michele, c'è la Paola, ci sono due splendide ragazze, adesso che possiamo darci di tu, penso, quindi sei arrivato anche tu, poi ne parleremo mentre arriveranno anche gli altri ospiti. Io chiedo alla regia se abbiamo qualche collegamento o se possiamo proseguire, visto che stanno per cominciare i primi tempi Facciamo in il Serie D. gioco, facciamo il gioco. No, esatto, GP, lanciamo prima il gioco, anche perché sono arrivati già dei risultati. Vabbè, a parte che era facile adesso indovinare Udinese-Lazio, no? Quindi quello è già giusto, però c'è anche un risultato tipo Pordenone draw 3-0 che è arrivato e secondo me andrà un po' così. Allora, parliamo del gioco, 3 su 3 naturalmente come al solito, si giocava anche le tre partite come al solito, voglio dire, c'era Udinese-Lazio che ovviamente è finita 2-3, come vedete sovraimpressione, Pordenone, draw e Triestina San Vitese. Devo dire che sulle decine di persone che hanno giocato sulla pagina di Facebook, Io stavo spulciando i risultati. ecco, dobbiamo fare un... Sì. da una parte un complimento, io non ti faccio il complimento, perché c'è Guido Viel, mi sembra, Sì, Guido, che è ha l'unico che ha azzeccato Udinese-Lazio. Udinese-Lazio 2-3. Vedremo se ha azzeccato anche gli altri due. Ad ogni modo c'è tempo per giocare fino alle 15:45. 15:45, esatto. Quindi potete rigiocare se avete già giocato. ed è Sempre un po' sulla, più facile. esatto, sempre sulla pagina Facebook oppure mandando un SMS o WhatsApp al 348 294 7672 che naturalmente vedete in sovraimpressione. Ecco, qua sono ancora le partite da giocare. Abbiamo ancora oltre 2 mesi che abbiamo in premio questo mega iper frigo della incredibile. Dopo 2 mesi hai imparato anche il marchio, ti arriverà sicuramente un premio da... Ti mandano un frigo a casa? No, ti arriva un premio dal nostro Surgelato. sponsor, che naturalmente è sempre in outlet. Questo spazio aziendale di elettrodomestici che trovate a Pradamano, dietro il centro commerciale Bennett, naturalmente in provincia di Udine. E a Roveredo in Piano. Sì, a Roveredo in Piano, vicino al nuovo magazzino di Bartolini. a Abbiamo Roveredo lo in Piano, spottino? provincia di Pordenone. Dovremmo avere lo spot, oltre che squillare il mio telefono, non si capisce perché. C'è lo spot. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Giocate, giocate, giocate. Potete vincere questo magnifico frigorifero. Ecco, pensa che ho giocato anch'io, ho messo Udinese Lazio 1-1, quindi Ma te sei un ottimista? sono fuori. Beh, insomma, con la Lazio adesso non è che... come diceva prima Edi in diretta, mentre lo ascoltavo venendo a Udine da Pordenone, non è che la Lazio sia la Juventus, la Roma o il Napoli, era una squadra, anche perché comunque con Napoli l'Udinese ha fatto 3-3, ricordiamolo. Purtroppo questo periodo dell'Udinese, ne parleremo più tardi ovviamente con Edi Pertoldi, che stiamo cercando di intercettare, come si È parlava... troppo triste per rispondere al telefono. Forse No, sta ma- correndo qui invece. No, ma volevo fare il collegamento... Scusa, posso fare una rettifica? Io ho detto che il rigore dell'Udinese era netto, invece poi adesso rivedendo bene l'azione alla Moviola non c'era. Davvero? Non c'era. Vedremo cosa ci racconta Edi Michael Zan è allora. stato bravo a buttarsi e l'arbitro ci è cascato. Vabbè, Ecco l'utilità dei famosi arbitri di porta. Sì, di cui parlavamo appunto 2 domeniche fa con col grande Barbaresco, Sì. esatto. Bene, allora io chiedo lumi alla regia se abbiamo i collegamenti con gli altri campi. Non abbiamo collegamenti con altri campi. Allora cominciamo a parlare di varie amenità, nel senso Devo andare amenità via? simpatiche. Cammina verso la prima parte perché ci sono 2 splendide ragazze, no? Qua con noi in mezzo c'è questo bellissimo uomo, ecco. E dicevo prima che domenica scorsa si è svolta, il scorso weekend, scusatemi, si è svolta questa bellissima manifestazione al cui interno ce n'era un'altra, che era... Certo, era un voto per Udine Sposa, qui rappresentato da Lara Bergamasco che ha vinto il titolo di voto per Udine Sposa e con noi poi Pamela Bonesso. Quindi che ha vinto invece la fascia di... un volto per fotomodella, l'ammissione alla finale nazionale di un voto. L'ammissione alla finale nazionale. E allora racconta prima, così velocemente, raccontami tutta questa organizzazione, quello che mi hai detto prima dietro le quinte, no? Cioè 3 giorni di full immersion. Follia, e di questo io ringrazio Oscar Noselli che è qui, nel senso che noi per volontà dell'organizzazione di Udine Sposa abbiamo organizzato 2 eventi all'interno di questa bella fiera, che è un concorso per stilisti emergenti, che è Sposa d'autore. Sono arrivati 14 stilisti da tutta l'Italia a presentare abiti da sposa sicuramente molto innovativi. Tra l'altro ne cito uno, il vincitore ha presentato l'abito per le prime nozze e le seconde nozze. È una cosa abbastanza... è stata un'idea... Effettivamente. Un'idea abbastanza curiosa. Sì, l'abito per il divorzio niente? No,
l'arbitro per andare davanti all'avvocato. No, non ancora, però è un'idea che io ho da un po' di tempo. prossimo, secondo me. No, la differenza è che il primo era l'abito tradizionale, Bianco, lungo, col l'altro nero. invece una cosa un po' più particolare, più corto, insomma, magari poi Paola Rizzotti sarebbe più adatta a lei che cura la le farò delle domande, sfilate, esatto, forse queste differenze le note di più. Michele, noi siamo qua, GP, eccoci, scusami, sì, abbiamo trovato Eddie Bertoldi perché prima era in ascensore, non si sentiva per quello, no? È mancato il campo. Il nostro inviato volante dall'ascensore, vediamo dove adesso. Eddie Bertoldi, buon pomeriggio intanto. Sì, buon pomeriggio a voi. Ciao Eddie. Allora, a parte i moccoli che penso hai già finito, dove ti trovi in questo momento? Allora, in questo momento mi trovo in sala stampa in attesa che defluisca un po' il traffico, altrimenti non riesco a raggiungere il Vittimo. Certo. E quindi aspettiamo un attimo e appena sarà possibile vengo lì, insomma. Allora, a caldo un telegramma, quindi in pochissime parole, che Udinese hai visto? Ovviamente abbiamo ancora in sovraimpressione, lo teniamo tutta la puntata, il risultato finale Udinese 2, Lazio 3. Io non ho visto una brutta Udinese, devo dire la verità, è riuscita per larghi tratti anche a mantenere il vantaggio, ha avuto la possibilità anche di chiudere la partita, di mettere se non altro un sigillo sul risultato finale e quindi giocarsi poi gli ultimi minuti con una certa tranquillità. Invece purtroppo, come spesso capita, dopo l'espulsione di Onasi, la Lazio è rimasta in 10, è stata più pericolosa, è riuscita a costruire piano piano qualche azione pericolosa, ha guadagnato metri di campo e poi ovviamente sul finale con Hernanes è riuscita a trovare quel tiro a fil di palo con quale Birkic, peraltro non del tutto incolpevole nelle altre due circostanze, nulla ha potuto, insomma una doccia fredda, e a questo punto con 20 punti in classifica, il Chievo Sassuolo che sono 17 e devono ancora giocare, con 2 trasferte, quella di Parma e quella di Bologna, io credo che in settimana qualcosa succederà, non so se andranno in ritiro, non so se ci sarà qualche decisione della società. Sta di fatto che questo Udinese ha bisogno di una scrollata, ha bisogno di una svegliatina, anche perché insomma il secondo gol è stato quasi un regalo, sì c'è stato un pizzico di sfortuna, però sull'intervento di Birkic doveva esserci un giocatore dell'Udinese ad allontanare il pallone, invece Cavanda si è trovato lì di fronte all'estremo friulano, anche con un po' di fortuna, ripeto, è riuscito a mettere il gol del 2-2. Poi è chiaro, l'Udinese si è fatto un po' prendere così anche dall'ansia, c'è stato il terzo gol, ma veramente sì, c'è molto sconforto in sala stampa, perché ora la situazione veramente si fa difficile, sì. ma veramente difficile. Poi ricordiamo, Eddie, se mi permetti, che l'Udinese non è neanche più abituata a lottare a queste Infatti, in questa pantana, no? È quello che abbiamo detto in altre circostanze. Se l'Udinese si dovesse trovare nel finale del campionato, nella bagarre per la permanenza in Serie A, sicuramente è svantaggiata rispetto a squadre come Chievo, lo stesso Livorno o il Catania, che sono abituate a lottare, poi a guadagnare sul campo quel punticino anche col sangue per rimanere in Serie A. L'Udinese non è abituata a questo clima di guerra, a questo clima di battaglia, e probabilmente sarebbe svantaggiata, per cui bisognerà provvedere in tempo per evitare poi di trovarsi in questa situazione. Benissimo, allora Eddie, noi ti aspettiamo a braccia aperte, naturalmente avrai come al solito il posto in mezzo a 2 splendide fanciulle, sai che io ti voglio bene. Bene. A tra poco dunque con Eddie Bertoldi, che adesso si mette in movimento dallo Stadio Friuli, arriveranno i nostri studi qua a Udine, che sono vicinissimi, tra parentesi, quindi non penso starà tanto. Però Eddie ci dice sempre la stessa cosa di questo Udinese, che non la vede male e che però questa squadra... Beh no, quando abbiamo parlato di Udinese Verona non è che abbiamo parlato in maniera molto... ma lui è sempre un po' più tenero. Io concordo in pieno con quello che ha detto Eddie, perché più o meno il commento è stato uguale. Io l'ho vista in TV, lui l'ha vista allo stadio. Effettivamente il primo tempo l'Udinese ha dominato, ha giocato una grande partita, ha avuto, oltre al gol, ha avuto altre occasioni per portarsi in vantaggio, e poi incredibilmente quando è rimasta addirittura in superiorità numerica la squadra è completamente sparita dal campo e la Lazio è venuta fuori. Insomma, questa squadra che all'improvviso si scioglie come neve al sole, lascia molto pensare, non tanto sotto il punto di vista tecnico-tattico. Il fatto è che ha questo modo, no? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, prima fenomeni e poi nel secondo tempo scoppiano tutti. Omar, ti devo bloccare dalla tua disamina perché abbiamo un collegamento, Gemma? Sì, abbiamo un collegamento. Volevo anche salutare e ringraziare un ascoltatore che ci ha chiamato prima, che però non risponde più al telefono, che si chiama Roberto, che ci ha segnalato un vostro errore, però siccome non ha spiegato che cos'era, se può richiamare, faccio questo appello. Penso che io ho sbagliato a dire la seconda di Serie D di ritorno, in realtà è la terza. Forse la terza, esatto, questo è stato
un mio errore di No, questo... è che sono molto attenti, GP, devi stare lo attento so che perché gli sono molto ascoltatori... dovete capire che Vuol dire, Giovanni, è un buon segno perché i nostri telespettatori ci seguono, amano il programma e di conseguenza ci chiamano. In realtà Omar lo fate apposta per vedere se sono attenti, dai, questo è Poi, tra parentesi, poi parleremo del boom della pagina di Facebook di questa settimana, l'altra domenica. Abbiamo i dati dopo, incredibile. Chi abbiamo in Comunque collegamento? abbiamo Pierantonio Stella per Vittorio Falmex Sacilese. E allora Pierantonio, la partita è già cominciata, intanto benvenuto, grazie ancora e buon pomeriggio, come sta andando? Grazie a te Giovanni e buon pomeriggio anche a tutti i vostri ascoltatori oltre che ospiti. Beh, la partita è cominciata da circa 10 minuti, la Sacilese è già andata vicinissima al vantaggio proprio all'inizio in avvio con Fraccaro che si è trovata la palla buona all'altezza del vertice destro dell'area piccola e ha colpito in diagonale, ma il portiere del Vittorio è stato bravissimo a respingere con i piedi. Parliamo un attimo in formazione, Zirnelli ha confermato le anticipazioni della vigilia, per cui con Beccia ha preferito a Fabbro in posizione avanzata a completare il tridente con Spagnoli e Fraccaro, e poi l'altra mossa scontata, ovvero il rientro di Riccardo Baggio che ha scontato un turno di squalifica domenica scorsa col Marano al centro della difesa. Una trasferta, come tu ben sai, molto difficile quest'oggi per la Sacilese sul campo di una delle squadre più in forma del momento, il Vittorio Falme, che proviene da 3 vittorie consecutive, e c'è da registrare anche un pubblico veramente delle grandi occasioni qui a Vittorio, non solamente perché si tratta di una quasi derby vista la vicinanza delle due società, ma probabilmente anche in virtù della sospensione di tutti i campionati dilettantistici anche qui in Veneto oltre che in Friuli Venezia Giulia. Bene, allora Pierantonio ti ringrazio per questo primo collegamento, naturalmente noi come al solito quando vedremo che cambia qualcosa ti chiameremo perché tu ci delucidi su quello che succede sul campo per questo Vittorio Falmex Sacilese, ok? Grazie a te, a dopo. A dopo. Grazie Pierantonio Stella, sempre molto gentile, grazie naturalmente alla società della Sacilese che ci consente di avere questi collegamenti. Abbiamo un altro collegamento via al volo. Sì, GP, eccomi qua. Volevo... Sì, può essere. È caduto il telefono, sentiamo il tuo. Benissimo. Comunque volevo salutare, prima di passare la linea a Alberto, un ascoltatore che ci scrive, dice: ciao GP, sono Daniel da San Vito Tagliamento, vi sto guardando purtroppo da una camera dell'ospedale di Pordenone, ci dispiace. Allora un grande abbraccio a mia zia Marisa che mi tiene compagnia oltre a voi, vi do e poi ci dai i suoi risultati con il suo finale Triestina e San Vitese, vittoria della San Vitese con doppietta di Della Bianca. Sì, beh, naturalmente perché Daniele di San Vito Tagliamento Chissà che non azzecchi il risultato. Sì, chissà, vabbè. Che abbiamo al telefono? Sì, abbiamo Alberto Commisso. Allora, vediamo cosa è successo a Tamai. Sì, Giovanni, guarda, situazione subito cambiata qui al comunale che di Tamai, la situazione è volta subito a favore del Tamai, che all'8° minuto è passato in vantaggio, punizione velenosa dei 25 metri Meneghel, Petrarca non è riuscito a trattenere appunto la palla, fin vincente appunto di Perisinotto che non ha sbagliato col gol. Quindi all'8° minuto già la situazione si è modificata, è in favore delle Furie Rosse, quindi Tamai 1, UFM 0. Un grossissimo abbraccio, sentivo prima a Daniel, il mio compaesano, mio concittadino, un grandissimo abbraccio appunto da parte mia, ma da tutti anche i sanvitesi, e tantissimi auguri di una prontissima guarigione, perché sta attraversando un momento non facile, quindi siamo tutti vicino. Assolutamente. Benissimo, grazie per questo collegamento, quindi primo risultato che si sblocca in Serie D è tutto a 0-0 a parte appunto come ci ha riferito Alberto Commisso. Tamai 1 e purtroppo Fincantieri Monfalcone 0, oramai siamo amici non per essere nemici di Tamai assolutamente, però siamo diventati amici di tutta la città del Monfalcone. Del chiosco. Del chiosco soprattutto, ma tanto manca tantissimo perché manca più o meno tutto il primo tempo, siamo al 12° in questo momento in Serie D dei primi tempi e speriamo che insomma la situazione per quanto riguarda i tifosi e i sostenitori del Monfalcone si raddrizzi. Bene, abbiamo Adriano Fedele che sta arrivando, allora grazie Adriano di essere venuto, se si vuole accomodare per cortesia subito così, facciamo tutto in diretta perché io voglio sentire subito ad Adriano i commenti sulla partita di quest'oggi. Allora, nel frattempo che Adriano Fedele si accomoda con noi, Omar, se vuoi fare gli onori di casa, grazie. Benvenuto, buongiorno. Benvenuto, buongiorno.
Se intanto si accomoda a fianco a là e poi cambiamo lo studio quando abbiamo la pausa pubblicitaria. Allora ricordiamo Adriano Fedele, un grandissimo giocatore di Udinese. Un grandissimo giocatore, Adriano è sempre un grandissimo giocatore, anche quando è ex. Ricordiamo le squadre così al volo, ovviamente Udinese, Bologna, Inter, Verona, grandissimo mister dell'Udinese. Pordenone, mi scusi. Grandissimo mister dell'Udinese con... Quando vincevo, quando perdevo, ero per me è sempre stato un grandissimo mister, anche perché io sono diventato appassionato di calcio grazie al mio papà, che quando lei giocava all'Inter con Boninsegna centravanti, era una grande Inter, a me piaceva Boninsegna e giocava anche lei. Terzino sinistro, ricordiamo. Ma anche mediano, Sì, giocava un po' soprattutto dappertutto. Adriano Fedele una volta era il calcio, Certo. calcio totale, no? Diventato dagli olandesi, da Cruyff. C'era Un anche po' Appella, no? Se non sbaglio. Anche, grande allenatore. C'era Bersellini un po' meno, ma insomma. Era un sergente, no? Bersellini. Ma però il mister ha Quelli preso da dell'inizio. Bersellini. No, ma è un'offesa. È un'offesa, guarda. Per piacere. No. Allora, naturalmente ringraziamo... C'era Herrera, mi ha preso Herrera all'Inter, quindi Elenio Herrera, che era è stato uno dei migliori allenatori direi del di sì. mondo, no? Ha vinto tutto con l'Inter, tra parentesi. Sì, Herrera. squadra. Che poi la settimana scorsa noi avevamo con noi un suo vecchio amico, perché siete cresciuti insieme, ovvero sia Zoratti, Giuliano Zoratti, che ci ha raccontato che avete cominciato insieme a giocare a calcio, poi lei ha fatto un'altra strada ovviamente, perché era più Lui forte giocava forse juniores dell'Udinese, quando noi eravamo in C quegli anni. Era bravo, bravo, aveva un cervello, però era un po', come si può dire adesso, un po' lento, pensava molto, no? Pensava molto. Ecco. Era un ottimo giocatore. Era un ottimo giocatore. Però non aveva intensità, che se non hai quelle cose lì diventa difficile. In Serie A penso di sì, vero? No, ma dappertutto, però si è dimostrato un grande allenatore. Un grande allenatore, quello sì. Abbiamo un collegamento, Adriano, con chi siamo? È Pier Antonio Stella. Allora cambia qualcosa in Vittorio Falmec Sacilese, vediamo cosa è successo. Pronto? Sì, Giovanni, ci sentiamo subito perché confermata la pericolosità del Vittorio, evidentemente questa striscia positiva non è giunta a caso, infatti il Vittorio è già in vantaggio, un cross dalla destra di Cervesato, un colpo di testa imperioso di Martini che sbatte contro la traversa, ma il centrocampista vittoriese è abile a riprendere anche la ribattuta della traversa e a trafiggere Bazzichetto, per cui dopo circa un quarto d'ora dell'inizio della gara il Vittorio è in vantaggio. Bene, allora bene insomma, bene per il Vittorio, grazie a Pier Antonio Stella per il collegamento, quindi secondo campo dove cambia il risultato in Serie D, ricordiamo Tamai Fincantieri Monfalcone 1-0 e come ci raccontava Pier Antonio Stella da Vittorio Veneto, Vittorio Falmec Sacilese 1-0, tutto il resto in Serie D. È cambiato anche a Belluno, Belluno 1, Este 0. Ecco, questa è una partita molto bella perché si tratta di, dopo il campionato che stanno facendo Pordenone e Marano per i Cavalieri d'Oro, invece Belluno ed Este sono terzi e quarti, Belluno a 36, Este a 33, quindi veramente una partita tra due squadre di più o meno lo stesso livello. Il Belluno in questo momento si sta imponendo sull'Este. Adriano, di questa Serie D, no? Che io so che lei è sempre stato appassionato anche dei campionati che dicono minori, no? Però interessanti. Ecco, sì. Vabbè, Pordenone... Adesso non seguo un po', così guardo i risultati, un po' il Pordenone, la Triestina dove c'è Rossito. Certo, che un po' il Tamai, ricordiamo che Rossito in primavera... Sì, no, anche in prima squadra. Sì, ma l'ha scoperto lei, insomma, l'ha allenato lei. Scoperto, insomma, sai, ce n'erano tanti lì. Poi lui è arrivato anche in nazionale, no? Sì. Ha fatto anche gli europei con Sacchi. Mi telefonò da Londra e mi disse: mister, oggi giochiamo, tanto venite a casa subito. Gli ho detto con Sacchi, infatti appresso, no, cieca, e sono venuti a casa subito. Vero, tanto venite a casa subito. Sì. No, è verità, questa, io racconto solo, mi sono imposto di raccontare solo la verità. Sì. Dopo ci racconterà un aneddoto tutto allora. Quello che vuole. Assolutamente. No, mi dia del tu per cortesia, perché io avevo 6 anni che la seguivo, voglio dire. Ecco, una domanda che volevo fare sulla Serie D, a parte appunto queste due che fanno campionato a sé, no? Sono là per aria e boh. Delle altre squadre che secondo lei che seguono, ovvero sia Belluno, Este, Sacilese e Giorgione, che sono le squadre che potrebbero giocarsi un playoff decente, qual è che lei ritiene più in forma, meglio attrezzata? Beh, l'Est ha sempre avuto, anche quando io allenavo al Pordenone o l'Itala San Marco, ho sempre avuto buone squadre, ho sempre avuto squadre di qualità. Certo. E non so adesso che squadra hanno fatto, ma vedo che più o meno è sempre lì, no? Sì. Il Belluno ha una tradizione, come posso dire, abbastanza importante.
non lo so, penso che queste due alla fine si giocheranno insomma il terzo posto. Il terzo posto, che quest'anno ricordiamo non varrà niente perché c'è l'unificazione di Lega Pro, no? Quindi anche i playoff, domanda che le faccio, perché li fanno se poi nessuno andrà su? No, ma io volevo chiedere anche, c'è anche il regolamento della distanza dei punti come nei playout o no? Ah beh. Questo non si sa, no? No. Perché altrimenti le due davanti sono già promosse, siamo più di 7-8 punti, Sì. adesso non lo so questo. In questo momento le due Cambia davanti... sempre, ogni anno cambiano il Certo. regolamento, un anno In sì. questo momento hanno solo 14 punti, le prime due dalla terza, che è il Belluna appunto, 50, 50 e 36. Bene. Ti aggiorno su un risultato, Mezzo Corona 1, San Paolo Padova 0. Ecco, questo è un risultato clamoroso perché Mezzo Corona sì, non è una delle squadre in testa alla classifica, in quanto Mezzo Corona appunto prima di cominciare era terzultimo insieme a San Vitese, Fincantieri Monfalcone a 16 punti, invece San Paolo Padova diciamo è nel gruppo che segue Un po' più in alto. le quattro di cui parlavamo prima, ovvero Belluno, Est, Sicilia e Giorgione, San Paolo a 26, a 3 punti dal Giorgione, e invece clamorosamente va sotto. Ma come dicevo prima, a questo momento siamo solamente al ventesimo del primo tempo e la Gemma ci fa il gesto della pubblicità. Della pubblicità. E allora ci fermiamo. 4 minuti. E poi ancora qui con noi? L'altra domenica, lo sport Triveneto in poltrona. Hai da dire? Sì, forse quando Hai da rientriamo ridire? arriva Edi Pertoldi e anche l'altro ospite che aspettiamo, ovvero sia Bianca Maria Gonano. Speriamo che Speriamo di sì. arrivino. È arrivato? È arrivata anche È arrivata, buon Eccola pomeriggio. lì, Ecco, buon allora pomeriggio. adesso ribaltiamo lo studio di nuovo e poi accogliamo i nuovi ospiti. e poi arriva l'ispettore Derrick, ovvero Edi Pertoldi. Edi Pertoldi. A tra poco. L'ispettore Derrick. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio.
Keep Your Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. Rieccoci qui l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Subito collegamento con Pordenone perché come... Strano, non come la l'avevi mai normale a pensato. Pordenone subito si va in gol. Pronto? Eccoci qua, il Pordenone giocava con il gatto, con il topo, è stata una partita abbastanza tranquilla, ha avuto 2 occasioni, adesso c'è stato un Eurogol di Migliorini, devo dire la verità, un gol da inginocchiatoio. Non vorrei essere blasfemo, ma ho visto l'avvocato Mazzarella che si è fatto il segno della croce dopo il gol. Quindi allora, ci passi l'avvocato Mazzarella perché è arrivato in studio finalmente il mito e il suo grande amico Adriano Fedele, così interloquiscono Adriano e l'avvocato Mazzarella che sicuramente viene fuori qualcosa di simpatico. Adesso ti passo l'avvocato. Allora, l'avvocato Classico Mazzarella, tiro. vediamo il passaggio del testimone, quello del telefono. Sì, il classico tiro della domenica, trovato l'incrocio di palli, è chiaro che è stato un po' anche fortunoso perché non è facile, sì, su 10 tiri, anzi forse su 199 non vanno all'incrocio di palli in quel modo lì. Comunque è andata bene perché il Drossi sta difendendo in maniera dignitosa. Tra l'altro manca quel centravanti che dicevo io oggi, perché è squalificato. Quindi, poverini, sono anche senza centravanti. Gol mangiato da Nickel a tu per tu col portiere, quindi penso che la partita ormai si sia incanalata su quel sentiero che dicevo io inizialmente, e cioè che è una partita segnata. Avvocato, abbiamo un tuo amico in studio, Adriano Fedele, vuoi salutarlo? Me lo saluti tu per me. No, ti Adriano, sente? grande allenatore. Mi sente, sì, grande allenatore. Abbiamo avuto la fortuna di vincere un campionato qua a Pordenone e poi di fare un buon campionato in Serie C l'anno dopo, e soprattutto 20 anni prima circa avevamo fatto una grande impresa col Pordenone in Serie C. Quindi io mi meraviglio che non ci sia in Friuli delle squadre che lo prendono come allenatore, perché è bravissimo. Fine. Magari ce n'è una che dopo oggi avremo assolutamente bisogno, no? Magari ai colori bianco e neri. Lo so, ma è già stato a Udine, Adriano. Dopo ne parliamo. Adriano, vuoi salutare? Avvocato, aspetta che ti saluto Adriano, perché sennò se ci parliamo sopra non vi sentite. Ciao Mazza, stai bene? Ciao Adriano, tutto a posto. Comportati bene. Comportati bene. Quando mai l'avvocato Mazzarella si comporta bene? Questo è bello. No, aspetta, Giovanni, volevo dire che per Pozzo sarebbe una soluzione ottimale quella di prendere Fedele fino alla fine dell'anno per pilotare un campionato che insomma comincia a essere difficile, anche perché vi dico subito che dal punto di vista della condizione fisica pochi allenatori in Italia sono come Adriano Fedele, cioè se la squadra ha problemi fisici nel giro di 15 giorni li rimette in riga tutti quanti. Ha più di qualche problema, non so. E questo non lo dico io, ma è unanimemente riconosciuto. Eccoci, quindi che pensi il patron potrebbe essere Fedele. Sai che c'è forse un problema? È un friulano top. Ma forse avvocato c'è un problema. È amato dal pubblico. C'è un problema che può anche essere che anche se Pozzo lo chiama Fedele gli dice di no, voglio dire. No, ma Adriano è capace che gli dice sono troppo scarsi, no, è capace anche Adriano di farla. Sulla farla. lingua l'avvocato. No, ma neanche Adriano, lo vedremo durante la trasmissione. Ti saluto. Va bene, grazie per il collegamento. Ciao. Grazie all'avvocato, che sentiamo più tardi. Quindi il Pordenone continua la marcia trionfale verso la nuova Lega Pro che sarà unificata. Abbiamo un ulteriore collegamento, Gemma. Sì, c'è Alberto o meglio Robby Visentin, perché è stato un cambiamento dall'altra parte. E allora, con piacere, Tamai Fincantini Monfalcone e Roberto Visentin. Pronto? Sì, ci sei? Sono proprio io. Ma va. Abbiamo pareggiato. Ha segnato Lionetti, bel cross dalla destra di Strussiat, colpo di testa di Principali che ha colpito la traversa e ha ribattuto in rete beccando di nuovo la traversa a Lionetti, per fortuna. Non so se ti ho detto prima, appena incominciata la partita c'era un palo
esterno con Barella, con Ardella, scusa, bella azione sulla destra, calciato in corsa. Benissimo. Abbiamo riequilibrato le sorti, l'arbitro, devo dire la verità, per il momento adesso non sta ammonendo per niente Vinci-Valli, però per il resto fino adesso l'arbitro è stato abbastanza bene. Benissimo. Grazie naturalmente a Roberto Visentin, e quindi un altro risultato che si trasforma, dunque Fincantieri pareggia a Tamai. Adesso voglio velocemente riassumere. Aspetta, perché c'è una novità. Sì. Triestina San Vitese 1-1. 1-1, quindi qua è stato 1. Vediamo se riusciamo a collegarci con Emilio Ripari, sentire un po' di cronaca. Allora, quando siamo più o meno al 30° dei primi tempi in Serie D, riassumiamo il tutto. Belluno Este 1-0, Giorgione Montebelluna 0-0, Marano Unione Ripa 0-0, Mezzo Corona 1, San Paolo Padova 0, Pordenone 1, Dro 0, Tamai Fincantieri Monfalcone 1-1, Triestina San Vitese 1-1, Trissino Valdagno Fersina Perginese 0-0 e Vittorio Falmec Sacilese 1-0, come dicevo più o meno al 30°. Prima che vediamo se la regia appunto si riesce a collegare con Trieste, mi sembra di sì. Gemma, se ci dai... Sì, eccoci qua, un attimo solo, ecco, siamo collegati con Emilio Ripari. Bene, entriamo sulla telecronaca di Emilio Ripari, Triestina San Vitese. Il pallone per De Petris che supera la metà campo, cerca un corridoio per Pratolino ben intuito da Steinhaus. Mezz'ora di gioco superata da un paio di minuti, il festival dei tiri dal dischetto in questa prima mezz'ora allo Stadio Rocco. All'11° Busti che sta mettendo a ferro e fuoco la linea difensiva di destra, il settore difensivo di destra della San Vitese. All'11° dicevamo punta due avversari, viene sgambettato nel sandwich, calcio di rigore Goveas con Perezson che intuisce, trasforma di potenza e non basta, quindi la deviazione del portierone sanvitese. Al 17° in una partita che sembrava avere un binario solo, univoco, invece c'è l'ingenuità di Pratolino che stende Cucciardi, Della Bianca trasforma imparabilmente spiazzando del Mestre il gol del pareggio. Passano 8 minuti appena e nuovo calcio di rigore per la Triestina, ancora una percussione di Buzzi, ancora steso dal sandwich Giacomini-Soggia e stavolta Godeas trasforma spiazzando. Adesso ci prova Della Bianca dai 20 metri, giocatore sempre molto pericoloso, soprattutto sulle palle alte, ha provato un mancino, facilmente controllato da Del Mestre. Vediamo questa riproposizione con una buona chiusura però dalla parte opposta di testa di Giacomini che appoggia Perezson. 33° a Rocco, Triestina 2, San Vitese 1, questo è il parziale. Parziale che è cambiato di nuovo, appunto, quindi Triestina abbiamo sbagliato, riassumiamo che la Triestina è in vantaggio 2-1, contrariamente a quello che abbiamo detto prima del collegamento. Esatto. Vedi cosa servono i collegamenti in diretta, la Triestina è passata in vantaggio 2-1, si mette veramente male per la San Vitese, nonostante il pareggio appunto nel recupero col Giorgione. La San Vitese rimarrebbe a 16 punti, mentre dietro tutti stanno correndo, sia Mezzo Corona che Fincantieri Monfalcone, che pareggiando andrebbe a 17, mentre il Mezzo Corona farebbe un salto di qualità andando 19. a 19. Bene, allora, siccome abbiamo la nostra Miss Lara che ci deve abbandonare, parliamo un po' con lei. La intervista a Michele Cupitò che è più bravo di me. Io? Esatto. La intervista a Adriano Fedele, che è lì vicino. No, allora io posso solo dire, poi la intervista chi vuole, anch'io volentieri. Lara, siamo qua a pieno servizio, io qualsiasi cosa, Giovanni, ti ho detto, mi sono dato disponibile per l'imbianchino, quello che ti serve. No, aspetta, Cavaliere Ruoso, allora prossimi lavori chiamiamo Michele Cupitò, ok. Siamo volontari. Abbiamo parlato di Un volto per Udine Sposa, è un concorso molto interessante legato alla fiera di Udine Sposa, proprio perché si vuol dare l'opportunità a una ragazza friulana di diventare la testimonial di una delle più importanti fiere del nord Italia di questo settore. Si sono presentate 23 ragazze che avevano già superato un casting e in una finale molto combattuta, tra l'altro si lega poi al concorso per stilisti sposa d'autore, visto che comunque le ragazze finaliste sono state impegnate proprio nella sfilata con gli stilisti, con gli abiti di stilisti emergenti, e ha vinto Lara Bergamasco, quindi lei sarà su tutta la campagna pubblicitaria di Udine. Fare un applauso. Udine Sposa 2015, dico bene Oscar, 2015 Lara di quello che vuoi, vedi sì. Intanto salutiamo la mamma e il papà che ci hanno accompagnato. Sì, sembra, ci sono, sono sempre molto gentili, la famiglia in questo caso, anche la famiglia di Pamela, anche la tua, sempre vi portano di qua, di là, ci seguono sempre. Allora, a noi interessa, a noi che tu hai il ragazzo, non ce ne può fregare di meno,
Perché hai scelto quella facoltà di Mi è rimasta impressa Ma sì, questa allora, cosa. ricordiamo che facoltà fa Lara. Tu studi, aspetta perché me lo sono segnato, allevamento e salute animale all'Università di Udine. Allora, Esatto. raccontaci, quando hai finito le superiori, cosa ti è venuto in Ma mente? anche io volevo studiare veterinaria. Diciamo che veterinaria non c'è in regione, Infatti, quindi questo infatti. era il corso più simile. più simile, ecco. E cosa si studia all'interno di questa? È un facsimile di veterinaria, Sì. si diventa assistente veterinario Sì? e quindi si fanno più o meno le stesse materie, chimica, Sì. biologia, anatomia. Però Giovanni, credo che se lei vuole proseguire la carriera come nella moda e nello spettacolo, che hai tutte le caratteristiche, anche per fortuna io rappresento la società Modashow.it, della quale Paola Rizzotti è la regista di tutti gli eventi ed è la titolare, noi le chiamiamo la nostra titolare, sono parlanti e questo è importante. Però la facoltà che ha scelto, secondo me, aiuta nel mestiere dello spettacolo. Tutti gli animali che non ti aprono la strada per forza. Io credo che ti può aiutare, ti aiuterà molto nel comprendere quello che gira intorno a questo mestiere, quindi insomma l'hai scelto nella maniera giusta. Senti com'è difficile questa facoltà? Sì, è abbastanza difficile. Come Ma tutte ad esempio le poi facoltà. tu teoricamente cos'è una laurea triennale, credo questa, Esatto. no? Bene. Ma dopo magari potresti fare un biennio e diventare proprio veterinario o No, non te lo bisogna permetti? cambiare corso e andare a fare veterinaria. Quindi Diciamo che Padova, io Bologna. quest'anno ho scelto di fare questa facoltà per capire se mi piaceva veramente veterinaria. E ti piace? Esatto. Pareggiato il draw. Hai capito? Com'è? Pareggiato il draw. Ho sentito in pareggiato il lontananza draw? una voce da Pordenone. Allora, perdonami Lara, andiamo subito in collegamento con... incredibile, Con l'avvocato. Col- Sorpresona. Adriano, Colpo di scena. colpo di scena Bottecchia, Pronto? Eccoci qua, naturalmente il Pordenone si è mangiato 3 gol e come è sempre la legge del calcio chi sbaglia paga e c'è stato il pareggio del draw, c'è stata una mezza dormita della difesa del Pordenone, c'è stata un'imbeccata di colpo che ha messo davanti al portiere Poli che con un pallonetto ha superato Carreri, quindi in questo momento il Pordenone pareggia, anzi il draw ha pareggiato diciamo, e nonostante Pordenone poteva fare tranquillamente 2 gol, quindi in questo momento Pordenone 1, draw 1. Rimani in linea, Riccardo. Sì, È dimmi. clamoroso anche perché, Adriano, la difesa del Pordenone quest'anno è veramente blindata, che questi abbiano un'amnesia, è stranissimo. Non è strano perché tanto sai che prima o dopo qualcuno ti risolve i problemi e non tutte le volte rendi in campo concentrato, anche perché è molto difficile, no? Quindi qualche, come posso dire, l'amnesia ce l'hai e può capitare. Forse bisognerebbe chiedere l'opinione di Mazzarella, no? Allora, giusto, lancio... Bisogna sempre chiedere l'opinione Adriano Fedele lancia l'avvocato. Dici quello che è accaduto, senza offendere nessuno. Assolutamente. Avvocato. Adesso ti passo Maurizio. Sì. Grande gol del centravanti. Che tu avevi detto? Sì, grande gol. Ma di classe proprio. Ci diceva Riccardo che è anche una mezza dormita della difesa. Sì, a difesa, sì. Ha fatto male il fuorigioco e questo di classe l'ha stoppata e al volo lento ha scavalcato il portiere con un leggero pallonetto molto bello. 1-1, ma comunque la partita è lunga ancora. Sì, certo. Il Pordenone si è mangiato almeno 3 gol davanti alla porta. Ma chi? Più o meno. Zubin o gli altri? Uno Zubin ha sfiorato, e uno Nichele a tu per tu e uno Berzozzi. Ecco. Strano che Sì, Zubin perché- sbagli perché è un cecchino. No, ma non è che ha sbagliato, proprio, ha fatto una gran cosa e poi ha sfiorato il palo. Se non è proprio stato un errore a tu per tu, gli errori li ha fatti Berzozzi e Nichele, proprio quelli più clamorosi. Certo. Però il draw, insomma, una squadretta dignitosa, fa il suo. Si difendono bene. Avvocato, buon pomeriggio, sono Omar Costantini. Mi ricorda questo suo commento no. Niccolò Caroso Italia-Scozia, che prima partiva in pompa magna e diceva vinciamo, tranquillo, becchiamo il gol. Difendi, prendi. No, ma no, guarda, Già il tono della non voce c'è- è più tranquillo. non c'è, no, ma è perché è una partita un po' da sonno, perché è a senso unico, ecco, per questo dicevo. Certo. Quindi volevo già andarmene dopo il primo gol. Non puoi? Col mio Avvocato, amico. avvocato, per contratto oggi devi stare lì fino al 90esimo, compresi sì. supplementari eventuali. No, poi rischio la penale, scherzi? Appunto. Bene, ringraziamo Riccardo Vabbè. Guillem.
Avvocato Mazzarella da Pordenone, che sentiamo. sentiremo naturalmente se succede qualcosa nei prossimi 10 minuti e sicuramente tra il primo e il secondo tempo. Torniamo da Lara. Scusami. No, prego, ci sono Pareggio dell'Este, sì, pareggio dell'Este, quindi Ecco. Belluno Este 1-1 e pareggio del San Paolo Padova, mezzo Corona, San Paolo Padova, anche loro 1-1. Quindi si riequilibrano appunto i rapporti di forza. GP, c'è anche un ascoltatore da salutare poi. Sì, prego. È arrivato un messaggino, dice complimenti per la trasmissione, e poi chiedono quando interverrà il mentalista Simone Ravenda, detto Simon, perché sono in fremente attesa i suoi fan di vederlo, dicono che è un grande, e si firma Jan Idden. Jan Idden. Conosci? L'hai già curato? Lo salutiamo. Prossimo cliente. Ma non è un medico, È un mentalista. È un mentalista. Non è un medico. È un intrattenitore. Sì, ma tu capisci la mentalità della gente. Sì, sono E nato poi- in una maniera particolare. Poi ci racconti come è fatta Sara. Fatta molto bene. Oh, grazie, non Pippo. esternamente, internamente. Soprattutto internamente, non posso. Come soprattutto? Non la conosci malissimo. No, questa roba non mi piace tanto. Torniamo a Lara che ci deve lasciare tra poco. Lara, senti, ma a te piacciono i calciatori? Questa domanda è scontatissima. Mamma mia Giovanni, quanto sei scontato. Lo so, però. Beh, siamo in tempi di Che saldi. non frequento molto il mondo del calcio. Complimenti. E dopo oggi credo che Dopo oggi non vai. l'aiuta. È arrivato l'ispettore Derrick, un applauso dallo stadio Friuli. Fighissimo. Allora Lara, dunque, ma tu pensi più, nel senso buono, a una carriera in quello che stai studiando o di fare strada in quello che magari è cominciato come un gioco e può però diventare anche un lavoro? Beh, diciamo che mi piacerebbe conciliare le due cose perché una è una passione e l'altro è il mio futuro. ecco. Certo. Ti porta via tanto tempo questo fatto di sfilare, di fare la ragazza? No, immagine? beh, diciamo che mi porta via soprattutto il fine settimana, quindi concilio benissimo con lo studio. Bene, adesso fai finta che non è qua Michele né Paola, raccontaci di Michele e di Paola. Oscar Moselli è lui che va No, non c'è. No, io mi permetto, poi dica quello che vuole, io mica vado via. Però vorrei far notare, e tu lo sai quanto è importante, visto che siamo amici di qualche data, l'opportunità che viene data a Lara è grazie all'organizzazione di Udine Sposa, cioè sai che la visibilità nel loro lavoro è importantissima, certo. e quindi il poter usufruire di una campagna pubblicitaria così importante può essere una visibilità molto positiva per una ragazza che comincia a muovere i primi passi. Queste ci sono Ma ti delle foto piace anche del vestire da backstage. sposa? Ecco. Infatti io volevo vedere. Questo era l'abito tradizionale. È stato molto emozionante Questo è molto indossare bello, questi abiti da sposa. Questo è molto, devo dire, questo è del bellissimo. vincitore di sposa d'autore questo abito. Bello. Questo è splendido. Quello che si diceva l'abito tradizionale per le prime notti. Queste erano le prime, non è quello delle seconde. Non è quello Questo è delle le prime. queste le ecco. Ma quello per le Secondo seconde l'ha notti? indossato Pamela, quindi... Ah, magari era quello blu? No, quello... No, quello con il cappello a la larga luna. tesa, Ah, non che era- ha fatto Tagliorino. Non era due Vabbè, pezzi, no. Veniva giù. Ma io pensavo Era bello con due pezzi giallo. dopo lo- Ascoltami invece di dire. Pensavo che per le seconde nozze la modella fosse un po' più in età, capito? Invece no, comunque una modella giovane. le modelle quelle sono. Sono sempre le stesse. Volevo invitare no, te, non ho no, capito, no, cioè, gli di una certa abiti- età. no, no. Gli Ma abiti da magari per sposa le mi fanno un seconde po' nozze, impressione. no? Quando c'è il seconde Seconde nozze che nozze. abbiamo... Il mentalista No, ci è venuto in Omar, ti ho già aiuto. detto, Sì, io abbiamo e gli abiti deviato da la domanda a sposa. squadra e così eviti di parlare di noi. Allora, Il mentalista fa così. allora, il mentalista adesso fa un'anamnesi veloce di Lara. Ecco. Così. No, Di qualcosa. Lara, a parte l'estetica, che ovviamente è il suo lavoro, quindi è una bellissima ragazza, mi sembra una persona abbastanza equilibrata, una persona intelligente che soprattutto ha delle idee abbastanza sicure sul proprio futuro. E secondo me è anche una persona molto sensibile ed è una brava ragazza, si vede. Quindi secondo me farà strada sia nel suo futuro, che sarà quello lavorativo, sia nel suo futuro, che magari sarà quello di un secondo lavoro, però secondo me hai la strada spianata tranquillamente. Bene, bellissima questa cosa, grazie naturalmente. Poi dovrai farlo di tutti noi. Poi li lasciare fatti fare. Va bene. Cavaliere, arrivano un po' di fatture lunedì. Allora io direi che Lara deve andare via, ti ringraziamo di essere venuta da noi, ti concediamo un applauso per il futuro volta appunto di Udine Sposa. Bravissima. Grazie a Lara, puoi accomodarti e c'è un cambio di poltrona. Cambio? Da una bellezza giovane, altissima, stupenda, arriva il nostro ispettore Derrick. E di Vabbè, Pertoldi. anche non è male, Dici, guarda che- Adriano, Ci perdete? hai guadagnato o perso in questo Ho cambio, perso, Adriano? poi aveva due belle gambe.
Sembrava quella di Domizzi, no? Allora, in attesa che finiscano i primi tempi, naturalmente ringraziamo ancora Lara e i suoi genitori che sono venuti qua, grazie ancora, speriamo di avervi ancora nostri ospiti nei nostri studi. Allora, abbiamo tre personaggi incredibili, a parte Adriano Fedele, abbiamo naturalmente anche Edi Pertoldi appena arrivato dallo stadio e Bianca Maria Gonano che era arrivata un po' prima. Fate voi tre un Twitter di un 4-5 minuti sull'Udinese. Accomodatevi. Avete campo libero. No, non si può piangere in diretta. No, anzi no, si può piangere perché fa audience. Fa audience. Sì. Preparate i fazzoletti perché io sono arrabbiatissima, non si può. Era una partita da vincere e la butti via per degli errori incredibili. Non se ne può più quest'anno. Io sono una tifosa, chi mi conosce, di solito non parlo mai male, ma io oggi veramente dico non se ne può più. No? Senti, del mister? Beh, non mi pare che abbia colpa Guidolini, Omar, tu lo sai cosa ma io penso. l'ho fatto apposta, lo perché volevo vedere se rispondevi su Guidolini. Lo so. No, abbiamo giocato bene, abbiamo veramente avuto... Scusa. Prego. No, non mi permetterei mai di interrompere, ho sbagliato. Continua. No, volevo solo dire che una volta che finalmente un po' si gioca bene, come con la Roma, perdiamo in superiorità numerica a noi. Quindi... Capita spesso però di perdere contro una squadra che gioca in 10. Adriano. Posso dire la mia, vera? Vera. Io dico che la Lazio, nonostante l'allenatore, è riuscita a vincere la partita, secondo me. Nonostante direi. Capita, però non voglio essere cattivo, però ragazzi, il primo tempo ha messo una squadra che sembrava, ha messo 2 punte lì e non si muovevano, andavano come una squadra di pensionati, no? Davano 2 all'ora, e lì l'Udinese ha avuto la possibilità di bastonarli. Poi finalmente, o per fortuna o perché è stato obbligato, ha dovuto mettere dentro addirittura Hernán secondo cambio. Emerson, che è molto bravo, questo lui l'aveva lasciato fuori per far giocare quel negretto lì che poi è stato espulso, bravo ma senza testa. Poi è entrato Hernán, non so, io non riesco a capire, fanno giocare i giocatori peggiori, non riesco a capire, e poi lì è cambiata un po' la partita, l'arbitro bisognerebbe fucilarlo subito qua, sul rigore alla Lazio. Poi non si possono fare queste cose. Però siamo stati un po' ingenui. Vabbè, ma non si può dare un rigore così. Sì, hai ragione, però non puoi prendere io, prendi tu, prendi ma cosa vuoi, la palla è passata. È che Domizzi ha un brutto vizio, ha sempre il braccio allungato. Sì, ma al di là di questo... Quanti rigori ci sono? Ma se si dorme non si piglia pesci, no? Poi il portiere, che poi, tra l'altro il portiere, dopo la mini vaccata che ha fatto grossa, ha avuto una palla molto più difficile e l'ha presa bene, no? Si vede che non c'è più, c'è poca autostima, tanta insicurezza e io ho un grande timore che questo sia il massimo che può dare la squadra. Edi? Ma sì, non è che possa dire cose molto diverse. L'Udinese oggi non ha neanche giocato male, in virtù del fatto anche che appunto aveva sbagliato completamente formazione Reglia. Il primo tempo c'è stata la possibilità di mettere un buon sigillo sul risultato finale con Michael Swell, che ha fatto tutto bene ad eccezione della conclusione finale, poi si è persa di poco, però insomma siamo rimasti lì e le partite poi si mettono in maniera diversa, no? Con l'ingresso dei 2 giocatori che menzionavo un attimo fa Adriano, la squadra è cambiata, ha cominciato ad avere molta più pressione, ha guadagnato campo sulla corsia di sinistra, non c'è stato verso, Ertò ha avuto le sue difficoltà e alla fine poi ha pescato il Johnny dal limite, ma io credo non abbia rubato nulla Adriano. Sì, ma Hernán si aveva già calciato prima, aveva fatto una grande destra. Esatto, l'hanno lasciato lì, è chiaro. No, ti sto dicendo, secondo me forse questo è il massimo che può dare la squadra, forse Pozzo dovrebbe mettere mano al portafoglio e cercare ti vorrei fare 2 pezzi di importanza. Bravissimo, ti vorrei fare 2 domande Adriano. Noi abbiamo lasciato andare via Padelli, che non sarà un mostro, no, mi pare per 4 spiccioli potevano tenere. È del Torino. Ok, per prendersi che lava, non voglio entrare nel merito, ci mancherebbe altro. Secondo luogo, tu non ritieni che abbiamo troppi sudamericani? Che manca qualche italiano? Perché lì veramente sono un po', no? A parte e allora torniamo dopo che manca Friulani. No, Friulani no, italiani. Perché questi veramente hanno comunque una concezione del calcio, una mentalità, e poi queste continue trasferte. Sono diversi, sono un po' diversi. Sì, però sai, è una filosofia che la società porta avanti, l'ho iniziata io 20 anni fa e la società però arriva il momento è un mostro di intelligenza, l'ha portata avanti, l'ha esasperata e adesso ecco appunto l'ha esasperata, adesso forse bisognerebbe fare un passo anche indietro. Qualche anno come questo, no? Forse dovrebbe rendersi conto che la squadra è sfiduciata
Tanto Non è signori, grande. scusate, buone notizie perché il Chievo è passato in vantaggio sul Parma per 1-0. Infatti abbiamo visto. No, Buonissime notizie. Come si può dire? Non ha poca autostima, non ci credono molto, no? Anche se a tratti ha giocato anche bene, no? E lì qualcosa devi fare, no? Però dietro lì danno l'idea di essere terrorizzati, no? Ogni volta che arriva un pallone Vabbè, e vedi perché che Ha messo sono... 3 palle dall'esterno, ne ha fatti lo tutti so. i colori. Finché in porta hai uno che non dà sicurezza è ovvio, no? Ma no, ma dopo lui è anche bravo Ma perché lì ha fatto alle anche 6, delle sì. cose, però ogni tanto si perde in Sì, queste sì. cose qui. Come il primo gol col però Verona, ad esempio. La Lazio non ci credeva, no? No, no, Nessuno ci credeva quando la palla, no, è entrata, anche se aveva un centravanti che ormai... Posso fare un intervento da portiere? Assolutamente. Noi forse ci siamo dimenticati del primo Andanovic. Sì, sì. Andanovic. Era Andanovic proprio, faceva delle uscite Era le improponibile. prime Palle partite. poi da destra a sinistra in diagonale Era una sempre cosa, gol. era una Sempre cosa gol, pazzesca. Quindi, ma anche adesso ecco. Ma forse non c'è più il tempo di aspettare, no? No, Questo- il sicuramente problema vero è la classifica, no? quello il Lui problema. Andanovic Ma magari aveva, come si chiama, quello Sanchez o gli altri che gli servevano lo stesso Esatto, problema. aveva un collettivo che supportava. Beh, quello noi che abbiamo un gran portiere, bisognerebbe avere il coraggio come ha fatto il Parma. Come ha fatto il Parma tanti anni fa, Sì, con o un di certo bruciarlo, Buffon, o di- esatto. rischi di bruciare. Vabbè, lascia che si bruciarlo, bruci, io, ma se si la brucia- giù, se non lo giù, senti niente. Capito, ma a 17 anni, secondo me lì. Se non c'è, Sì, non ho c'è. capito, ho capito, ma ci sono dei momenti in Io volevo chiedere una cosa a Biancamaria. Che triste. Si sussurra, sempre dell'Udinese in generale, si sussurra che questo andamento, diciamo, tipo sisma, no? Cioè bellissime partite, figuracce tipo appunto Verona, Inter, Fiorentina, Inter quando abbiamo preso 3 gol in casa. Il fatto che quest'anno, invece di fare la solita rivoluzione a cui eravamo abituati con Pozzo, no? I pezzi migliori via e partiamo giovani, hanno tenuto tutti. Si vocifera che 2 o 3/4 che potevano avere mercato e sono stati tenuti. Remino. Non voleva neanche stare. Vuoi che facciamo nomi? No. Pereira, basta. Sì. Facciamo altri 2? Sono d'accordo assolutamente con quello che dice Edi Bertoldi sul fatto che io dico, aggiungo una cosa che lui non ha detto, mandando via tutti questi italiani si è persa l'anima della squadra, c'è bisogno, adesso non perché il mercato sudamericano, però ci vorrebbe una via di mezzo, non lo dico mai ma questa volta mi viene da dirlo perché è vero, c'è la sensazione, è troppo tempo che si tira avanti questa storia, è da luglio, da agosto, da quando siamo andati ai preliminari non è andata bene, cioè è da agosto che lì si vede che c'è qualcosa che non funziona e ho la sensazione, non dico che remino contro, però che non ci siano motivazioni. Quando tu hai un lavoro, mi è capitato, io insegno, ti mandano in una situazione periferica, lontana, in montagna, dici Dio, sì, fai ma non hai, no? Ecco, quindi secondo me è questo. Ma poi voglio aggiungere, saranno anche genio e sregolatezza, però i problemi li abbiamo sempre con i sudamericani, che li trovi la domenica sera, che sono benzinati e li fermano con la macchina in atteggiamenti, sempre ho capito, ma ho ha anche capito preso, la testa che non scusa, funziona, ha preso capisci? anche 40 milioni dei sudamericani, Ma ragazzi. sì, ma adesso non faccio un discorso economico, Adriano. Dico non è questione di discorso economico, è il discorso che mandi avanti questi che sono meglio, è inutile nasconderlo, da lì tiri fuori qualcosa, ormai dagli italiani cosa tiri fuori? No, ma io dico... Hai visto che Andreva oggi, hai visto? Certo. Giocatore nazionale, faceva quella e sempre quella, metteva la palla in mezzo, andava sul fondo, oddio ragazzi, mi sembra Edi, un po' scusa, poco, no? c'è Allora, un tweet stamattina che leggevo di un probabile ritorno già a fine settimana, roba del genere, di Angela. Ti risulta qualcosa? No, non mi risulta, però anch'io ho sentito. Ho sentito qualcosa stamattina. che mi è arrivato. L'errore Anna Maria secondo me è proprio stato quest'estate, mandare Angela e non tenere Vidra, come cavolo si chiama, a Udine. Cioè, ma potevi pensare che Di Natale sarebbe riuscito a tornare a fare per il 5º anno di fila un campionato UFO senza avere alle spalle Sanchez o quelli ma che loro aveva. puntavano anche sul Watford, no? L'anno scorso. No? Watford, la squadra no? inglese. La squadra cosa inglese. fa? Non gioca mica qui la squadra inglese. No, ho capito, ma i giocatori che hanno mandato al Watford, loro l'anno scorso hanno sfiorato la promozione. Quest'anno, sai, poi la promozione in Premier League significa 100 milioni di sterline. sterline a go-go. 100 milioni. E quindi invece ne è andata male perché Zola non è riuscito a... I Zola però, risultati non attenzione sono... alla differenza, Zola si è dimesso, non è stato Sì, pensato. si è dimesso. Quando ha visto che non riusciva ad avere la squadra in mano come l'anno scorso, signori mi dispiace, me ne vado. Ecco, anch'io dovrebbe penso farlo che- qualcuno anche a Udine? Che Guidolin non a abbia me non più- lo può chiedere Come no? questo. È tutto... Io sono una nota
affezionata del mister, Sì, l'ho va sempre bene. no, adesso non credo che sia lui il problema, cioè sinceramente non ci ho pensato se è così possibile. Adriano, può essere Guido Righi il problema? No, diciamo, forse può essere anche il suo staff il problema, non è mica solo lui, perché lui ha 20, quanti ne ha? 5 secondi, ha 7 preparatori atletici, 5... È meglio che un pranzo di nozze. Non gli ha chiesto lui, quando non c'ero gli ha io chiesto facevamo in due, Lo so. Li hanno affiancati, non gli ha forse chiesto. un preparatore, mezzo preparatore dei portieri, non tutto, perché, cioè, voglio dire con questo, cioè, in questi momenti c'è grande dispersione di tutto, no? Allora lì l'allenatore prenda in mano tutto lui e faccia tutto da solo, cosa vuoi che ti dica io? Non so cosa, cioè è difficile parlare, no? Hanno questa grande, perché gli allenatori in seconda sono tanti, ma se uno fa l'allenatore in seconda non puoi dargli, cioè c'è un motivo perché fa l'allenatore in seconda, se no avrebbe fatto l'allenatore in prima, giusto? Ecco, Adriano, scusa, volevo chiederti, questa moda di avere il tattico, il chimico, il centrocampista, no? Tutti questi allenatori che vanno a fare ulteriormente spiegare Quando è un po' venuta tutti i Reia, ruoli. gli diceva non mettere dentro Hernanes, hai visto quello pelato lì? No. Sì, c'era uno pelato che gli diceva non mettere dentro Hernanes, Sì, non mettere dentro, puoi vincere la partita. Tare. No? Se metti dentro Hernanes, via Reia che ha boccato, ha messo dentro l'altro prima. Teneva dentro il negretto, hai capito? Lasciava fuori Hernanes. Era Tare quello che dice lui. A Tare, il direttore sportivo. che è il direttore sportivo. No, Tare. c'era un negretto lì in panchina. No, un negretto, un pelato. Pelato, no? no. Perché Tare di solito è in tribuna con No, lo Tito, gli diceva non mettere dentro Hernanes, non metterlo che vince la partita. Tanto la Fiorentina è passata in vantaggio. Contro il Catania 0, Fiorentina 1. Anch'io un po' di risultati, Giovanni. Bene. Marano 0, la Finadora 1. Incredibile. Esatto, ho pensato anch'io, vedi? E poi la Triestina San Vitese 2-2. Benissimo, allora ricapitoliamo primi tempi in questo momento Serie A, poi la Sì, Serie B, andiamo a poi le vedere pubblicità. velocemente le partite in programma nel pomeriggio. Allora ricordo Roma-Livorno 3-0, Juventus-Sampdoria 4-2 giocata ieri, Udinese-Lazio 2 giocata a mezzogiorno, poi nel pomeriggio in corso Atalanta-Cagliari, Bologna-Napoli 0-0, Catania-Fiorentina 0-1, Chievo-Parma 1-0, Genoa-Inter 0-0, Sassuolo-Torino 0-0, alle 20:45 Milan-Verona. Bene, per quanto riguarda la Serie D, finiti i primi tempi, tra poco dopo la pubblicità, collegamenti naturalmente con i campi con noi collegati, tautologia, Belluno Este 1-1, Giorgione Montebelluno 0-0, Amarano, Unione Ripa 1, Marano 0, clamorosissimo. Mezzo Corona San Paolo Padova 1-1, Pordenone Dro 1-1, Tamai Fincantieri Monfalcone 1-1, Triestina San Vitese 2-2, Trisino Valdagno Fersina Perginese 0-0 ed infine Vittorio Falmec Sacilese 1-0, c'è la La pubblicità, 4 Esatto. minuti e poi torniamo nel salotto dell'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Dopo saremo anche peggio, tra poco. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep Your Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Intanto si era acceso, dopo chiediamo un bel siparietto qua, mentre c'è la pubblicità, mentre Cassano per fortuna, Omar... Allora c'è stato nel periodo non collegato, è successo un po' di tutto, perché innanzitutto la Fiorentina ha raddoppiato a Catania 2-0, poi il Parma ha pareggiato con Cassano 1-1, ma in precedenza aveva sbagliato anche un calcio di rigore. Con Amauri. Con Amauri, che mi pare si è fatto parare, no Eddie? Sì, sì. Ecco, perché io nel periodo non collegato ero collegato da un'altra parte, dunque non ho visto, sentivo solo via audio quello che succedeva. Allora ripieghiamo fin qui le partite che sono sbloccati i risultati. Chievo-Parma 1-1, che è molto importante per noi, e la Fiorentina che sta conducendo 2-0 contro il Catania. Tutto il resto è 0-0. Tutto il resto 0-0. Quindi primi tempi in Serie A abbastanza deludenti, voglio dire, no? La Serie D è stata più viva. Com'è? 5 gol a Udine alzano la quota. No, ma Sì. parlavo dei primi Sì, tempi, sì, no, ecco. certo. Tornando sull'Udinese, no? E poi magari parliamo più di Serie D, perché adesso dovremmo avere dei collegamenti, vediamo, già intanto sappiamo qualcosa dalla Serie D. Guarda, io credo che Alberto e Robby, che sto provando a chiamare, non rispondono, siano al chiosco, chissà perché ho questo leggerissimo sospetto. Sì, infatti. Però posso leggerti un paio di messaggi che sono arrivati nel Sì. frattempo? Beh, uno non si firma e dice grandissimo Mister Fedele. Ovvio. E poi un altro dice complimenti per la trasmissione, vi seguiamo molto assiduamente anche da Montebelluna, Treviso. 2 domande, la prima per Michele Cupitò, la seconda per il presidente Osuf. Avete presentato una delle 2 modelle, l'altra cosa ha vinto? E poi ancora, Questa. e l'associazione Osuf come si lega con la modella? Grazie ancora e complimenti. Risponderemo a tutte queste domande. Naturalmente noi ringraziamo l'amico di Montebelluna. Montebelluna, bella squadra, allenata da un suo ex pupillo, Adriano, no? Pasa. Ah, Daniele, là? Sì, a Montebelluna. Allena a Montebelluna. Sì, ma aveva già allenato lui in giro un po'. Sì, sì, ma da qualche anno a Montebelluna. Bravo, È bravo, eh? Era bravo come calciatore. giocatore, era fenomenale. Serio come giocatore, anche come uomo. No, come giocatore era Sì, no, fenomenale. sì. Guarda. Non so come mai sì, era venuto lì a Pordenone, poi poteva fare la B ancora benissimo.
Ma lì ha portato Mazzarella, credo, Sì, ha convinto no, non credo. il Mazz, sì, penso di sì. Poi glielo chiediamo, Adriano. Allora, Michele Cupitò. Ma lui ti dice di sì subito. Beh, ovvio. Scusa Giovanni, Torino in vantaggio a Reggio Emilia sul Sassuolo. Benissimo, quello va da Dio all'Udinese, grazie Torino. Una volta tanto grazie al Torino. Grazie Torino. Pensa come siamo arrivati, Edi, dall'anno scorso a quest'anno a ringraziare quelli dietro. Non avrei mai immaginato mai. Allora, linea naturalmente agli ascoltatori che ci fanno le domande, Michele Cupitò. Eccolo, allora rispondiamo agli amici di certamente, Montebelluna. Pamela Bonesso, qui vicino a noi, prima l'avevamo anticipato in fretta nella sintesi iniziale, si è aggiudicata sempre in occasione del concorso Un volto per Udine Sposa in Fiera Udine, in occasione della Fiera Udine Sposa, il titolo di Un volto e fotomodella. Questo le consentirà di accedere direttamente alla finale nazionale di questo concorso giunto alla 30ª edizione ad Amalfi il 4, 5 e 6 settembre. Quindi Pamela da oggi, caro Giovanni, è tranquilla, lei aspetta la finale nazionale di questo concorso, quindi questa è una bella opportunità. Vorrei anche ricordare che poi nel contesto della finale di Un volto per Udine Sposa sono state premiate anche altre ragazze che avranno opportunità poi diverse, ma magari se vuoi, come ci siamo detti prima, dov'è Giovanni? Giovanni è un po'... sì. Io sono tarantolato, cammino sempre avanti e indietro. Già hanno detto che ci conosciamo da qualche anno, quindi sai che la schiena, il collo, quando si gira si fa sentire dopo qualche anno che ci si conosce. Allora dicevo, come abbiamo anticipato prima, magari nelle prossime puntate, se ti fa piacere, inviteremo assolutamente anche tutte le altre ragazze che hanno partecipato quindi... a questa bella manifestazione, a questo ancora più bel concorso. Dopo parleremo di Pamela, ma adesso Pamela, raccontaci un po', visto che la domanda, c'era sempre anche la domanda per quanto riguarda questa associazione di cui tu sei madrina e di cui qua c'è il presidente. Allora, facciamo un cenno, prima tu e poi il presidente ci racconta un po' di questa associazione. Beh, io sono stata invitata appunto da Giampaolo Moser. Guarda, tu sei bellissima, quindi guarda lì e non guardare me che sono brutto. A essere il volto di questa associazione per dare un'immagine positiva, diciamo, anche per integrazione, non solo per ragazzi diversamente abili, ma anche che possono far parte persone normalissime, e anche perché è un'associazione molto unita, molto bella, e di cui ho appena fatto delle foto per beneficenza, per sponsorizzare, per pubblicizzare anche il prossimo torneo di calcio che faranno a maggio. Ecco, quindi adesso parola al presidente, raccontaci presidente cosa fa l'OSUF in sintetica, perché poi abbiamo altre 2 ore da stare insieme, quindi ne parleremo anche più avanti. Allora, cosa fate principalmente? Avete una squadra anche di calcio, so. Allora, prego, a te la parola, raccontaci cosa fate. Beh, innanzitutto noi come associazione OSUF abbiamo l'obiettivo di integrare i ragazzi non udenti nella società attraverso lo sport. In questo caso abbiamo creato una squadra di calcio amatori e partecipiamo al campionato con lo scopo di farsi conoscere. Ho avuto l'occasione di conoscere Pamela attraverso una sfilata di moda, visto che io sono un ex giudice di sfilate, e da lì gli ho presentato questo progetto e lei ha accettato, e quest'anno è la nostra madrina. Noi stiamo preparando un torneo quest'estate sempre per beneficenza e per integrazione, dove verranno coinvolti tutti i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia, Croazia. Sì. Tutti i ragazzi non udenti verranno, se ci confermano in campo quest'anno, a Pradamano. Sì. E li facciamo questo torneo che dura tutto il giorno. Il ricavato viene devoluto in beneficenza a quelle associazioni dove ci sono bambini malati o disabili. E questo lo facciamo da 8 anni. 8 anni e speriamo di continuare a fare sempre questa strada. Certo. Ecco, io come associazione, se volete vedere il sito, noi abbiamo un sito. Sì, no? prego. Ecco, noi abbiamo un sito che è www.osuf.it e lì ci sono tutte le nostre iniziative che abbiamo fatto fino adesso, tuttora anche le fotografie con Pamela che abbiamo fatto la scorsa settimana. Benissimo, quindi trovate tutto online. Intanto ringraziamo per adesso il presidente, poi torniamo a parlarne. E sono belle, Adriano, queste cose che vengono fatte, no? Questo associazionismo. Di più che belle, sono utili. Ci sono sacrifici per quelli che partecipano, ma anche le finalità sono veramente eccezionali. Sì. Complimenti Presidente, veramente belle cose, ne parleremo naturalmente ancora più avanti. Ci sono degli aggiornamenti, eh? Prego. Sì, abbiamo al telefono Pier Antonio Stella.
Allora, Vittorio Falmex Sacilese con Pier Antonio Stella, raccontaci Pier Antonio cosa sta succedendo. Giovanni, la bellezza e la pazzia del calcio allo stesso tempo. Il primo tempo finisce 1-0 per il Vittorio e probabilmente il risultato che stava anche stretto ai padroni di casa, vicinissimi al raddoppio in almeno altre 2 circostanze, e in 5 minuti del secondo tempo la Sacilese ha ribaltato la situazione. Prima il pareggio con Fraccaro con uno splendido sinistro dal limite dell'area e un minuto dopo il vantaggio. Ancora Fraccaro, uno dei più ispirati sicuramente in questo momento della squadra di Zironelli, ha lanciato Beccia sulla sinistra, cross filtrante e Boscolo Papo si è fatto trovare pronto all'appuntamento, per cui quando, ripeto, ma sono passati 8 minuti dall'avvio della ripresa, ribaltata la situazione, Vittorio 1, Sacilese 2. Grazie, molto bello questo collegamento, naturalmente ancora in bocca al lupo. Io sai che ho una particolare simpatia per la Sacilese, devo ancora capire perché, Pier Antonio, però questa cosa qua dei 2 gol mi ha veramente, sì, non mi piaceva che perdeste a Vittorio, insomma, anche se, ripetiamo, mancano ancora 35 minuti più o meno. Grazie a Pier Antonio Stella questo collegamento, ma soprattutto so che è molto contenta Sara perché è doppietta di Fraccaro. Non so perché tu ti sei inventato questa mia simpatia. E lasagna? C'è lasagna? Lasagna gioca a destra, vediamo se ha segnato lasagna, prova a vedere su Mi risulta 1-1. Non mi dà la statistica, Non vedi? ti dà Già il prima. statistico, sì che te la dà. No, però non ha segnato. Non ha segnato lasagna. Lasagna sul cross di Verza. Però pensa che Fraccaro ha fatto la doppietta. È eccezionale. Bologna sta vincendo sul Napoli per 1-0. Corsi da bar, il bar è chiuso in questo Siamo al momento. chiosco? Siamo al chiosco. Tamai Vittorio Falme, Tamai Vincantini Monfalcone, dal chiosco di Tamai abbiamo Alberto Commisso e Roberto Visentini. Oh, ragazzi, ma quando pensate a noi, pensate anche al chiosco, è una cosa ormai... No, è il contrario, quando pensiamo al chiosco pensiamo a voi due, capisci? Esattamente il contrario. Uniamo l'utile al dilettevole, come sempre, Chiaro. noi. Comunque, il secondo tempo è già cominciato tra una decina di minuti abbondante e ricordiamo che la prima frazione di gioco si è conclusa sul risultato di perfetta parità, 1-1, sostanzialmente. Guarda, valutavo anche la partita, i primi 45 minuti con Roberto, una partita equilibrata sicuramente, forse meritava un qualcosina in più il Tamai che al 35esimo ha sfiorato il vantaggio per 2-1 perché ha lasciato appunto partire una bordata dai 30 metri e dico anche l'autore che Ortolan ha fatto fermare la traversa, il portiere in quel frangente non ci sarebbe appunto mai arrivato. Un portiere che è apparso dal mio punto di vista un po' insicuro e franca, che non è il portiere titolare, per aspettare il titolare ci vorrà ancora un mesetto circa. Comunque la partita si sta svolgendo a ritmi abbastanza alterni, si susseguono momenti appunto di forza e anche momenti un po' di staticità. Per ora il risultato è in perfetto equilibrio, 1-1, siamo arrivati più o meno al 12esimo della ripresa e quindi ci saranno delle novità, o io o Roberto decideremo tempestivamente come spesso facciamo quando siamo insieme. Benissimo. Grazie Alberto, grazie a Roberto, ci sentiamo dopo. Io voglio subito il collegamento a Pordenone appena possibile perché è clamoroso, ma veramente clamoroso. A Marano l'Unione Ripa la Fenadora raddoppia, quindi Marano 0. La Fenadora 2, quindi a Ce Pordenone l'abbiamo, anche... Riccardo, però devo dirti una cosa, c'è Daniel che ci ha scritto prima che ha detto che aveva preventivato la doppietta di Della Bianca della Sanvitese e si è realizzata e quindi vogliamo tanto di cappello giusto? Bene. a Daniel che ci segue dall'ospedale, lo salutiamo ancora una volta. Daniel vinci il frigo magari, se azzecchi Pordenone Dro che in questo momento è 1-1, non so che risultato ha messo Daniel per Pordenone Dro. Non lo so neanch'io, non ce l'ha scritti qua, ha detto solo prima che ti ha mandato un sms. Sì, però ha solamente scritto che ci dava il suo finale tra Triestina e Sanvitese. Vabbè, abbiamo Pordenone per cortesia in linea? Sì. Allora Riccardo è avvocato, io voglio dire che a Pordenone avete uno stellone mica da ridere perché lì è 1-1, ma pensate che a Marano l'Unione Ripa sta vincendo 2-0. Ah, bene, Pordenone allora.
C'è il Pordenone che ha fatto il cambio, ha una squadra votata completamente l'attacco, ha tolto Mattielli mettendo dentro Maccan e ha tolto Floran, che tra l'altro era anche ammonito, e purtroppo salterà la partita di Sacile mettendo dentro Oliveira. Diciamo che il Pordenone ancora non riesce a concretizzare una superiorità di gioco che si nota e si vede, hanno un po' di confusione, secondo me sono votati all'attacco, però mancano le conclusioni. Ti passo l'avvocato perché sicuramente ti spiega meglio le cose anche. Sì, no, voglio fare una domanda. Io non l'avevo visto bene domenica scorsa, però aspettiamo gli ultimi 20 minuti perché come sai sempre che loro... Pordenone. No, la Marano gli ultimi 20 minuti recupera di solito il risultato. Ma è sotto di 2 gol. Avvocato, com'è possibile dall'Unione? L'Unione Ripa si è rinforzata e nelle ultime 4 partite ha fatto bene, quindi non è proprio più la squadra di inizio campionato. Sì. E più ho visto atleticamente non bene il Marano domenica. A Sacile, esatto. Lo stesso suo presidente mi diceva: avvocato, non li vedo ben sulle gambe, Ecco, mi diceva questo, quindi se lo vede il presidente che aveva problemi fisici della sua squadra, insomma penso che uno che qualcosa se ne intenda lo veda e difatti probabilmente sta pagando questo problema. L'Unione Ripa che si è rinforzata e il Marano che non è in grande condizione. Però attenzione che loro gli ultimi 20 minuti di solito avvocato, il recuperano. Marano ha segnato. 1-2 in questo momento. Ecco, 1-2 e poi voglio aspettare l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, perché di solito in quell'ultimo quarto d'ora risolve le partite. Quindi è ancora presto. È ancora presto. Avvocato, Adriano dice che porti rogna. Sarà intenditore, nessuno nega questo, però... È eccezionale. Vabbè, non riesco a sentire perché qua... No, non importa, dai, meglio. Facciamo dopo con calma. Ti ripasso Ricky. Sì. Pubblico inferocito. Pubblico inferocito a Pordenone. Sì. Allora, ringraziamo l'avvocato Mazzarella. Riccardo, ci sei? Ci senti? Buono. Sì, al prossimo gol ti avvisiamo. Perfetto, ok. Buono. L'avvocato ha capito già tutto. Sì, ciao. Intanto Giovanni, scusa, mi aveva chiesto Eddie un'informazione, ci è arrivato adesso, è ufficiale, si continua con Guidolin, ecco, non è successo assolutamente niente negli spogliatoi dell'Udinese, si prosegue sulla strada con Guidolin. Ecco, sì, beh, sarebbe anche assurdo secondo me. La presentazione dell'appalto europeo per lo stadio, non è che dopo 2 giorni una sconfitta puoi cambiare idea e mandarlo via, però sì, Guidolin, come diceva prima Adriano, non è che abbia... no, ma con negli ultimi anni no, ma ai tempi di Adriano Pozzo la mattina, oltre a cambiare le mutande, mandava a casa l'allenatore, voglio dire, ne aveva fatti fuori in si vede che 17 in 10 anni. Si vede che qualcosa ha imparato, insomma. Ultimamente non è che abbia mai addossato. Però sai, anche secondo il mio punto di vista, che poi vale quello che vale, però dovrebbe anche pensare a rinforzare un po' la squadra. Se il mercato è ancora aperto, è aperto. Certo. Io ieri ho letto... Prendi almeno 3 pezzi, no? Facciamo 3 pezzi che possano giocare titolari. Importanti. No? Invece ieri ho letto Biancamaria che sembra, si vocifera, che per l'arrivo a giugno dell'eventuale sostituto di Basta, il terzino esterno, parte subito l'unico che salta all'uomo dell'Udinese, che è Michael Suarez, che sarebbe eccezionale, no? Sì, già i tifosi sono sul piede di guerra, in settimana già ho visto pagine Facebook, teniamo Michael Suarez a Udine, quindi non lo permette, sarebbe veramente un po'... Era sulla Gazzetta ieri, quindi sì, non era il Corinzia, se non si parla che dovrebbe andare domani, dovrebbero firmare. Sì, a Corinzia, bravo. Sì, effettivamente non... Si vede che avrà più di qualche colpo in previsione, no? Magari di acquistare 3 o 4 giocatori magari di qualità, no? Qualche giovane, ma dall'estero però, perché in Italia ce n'è ben mercato giovani, italiano. però... A proposito di mercato, Matri va via dal Milan, mai fatto niente, arriva a Firenze, segna. Ma quello lì c'era scritto spingimi sulla palla, lì era seduto lì. Sarà anche lì. È meglio che strappi il cartellino, se ne non gioco più, no? O no? Sarà stato
posto giusto al momento giusto, sì, però, quello sì. ragazzi. Mister, scusa, non si chiama lo sciagurato Gidio, insomma, no? No, lui... Però Gidio ogni tanto faceva dei gol straordinari. Sì, è vero, quello è vero, però sbagliava le cose più facili. Arrivava, fece una tripletta, c'era scritto sul pallone, devi solo spingere. se non erra. Ce n'è uno alla Roma buono per questo gioco, Sì, Neretto, Gervinho riesce anche a tirarle fuori dalla Ma palla. se vi ricordate Quagliarella Udine, anche lui faceva gol fenomenali e sbagliava di buttarla dentro. Eddie si dovrebbe ricordare Marronaro, E stagione vabbè. 90-91 a Verona, proprio in rovesciata a porta vuota riuscì a tirare fuori la palla. Era quello un ci gol sta, importante. dai. Si ricordò la promozione. Allora, ricapitoliamo la Serie D per quando siamo arrivati al 15° del primo tempo più o meno. Belluno Este 1-1, Giorgione Momento Belluno 0-0, Amarano 1, Unione Ripa 2, Mezzo Corona San Paolo Padova 1-1, Pordenone Draw 1-1, Tamai Fincantieri Monfalcone 1-1, Triestina San Vitese 2-2, Trissimo Valdagno Fersina Presinese 0-0 e a Vittorio Veneto, come abbiamo sentito, Vittorio Veneto 1, Sacilese 2. Gemma... Non è vero, allora? non è vero perché c'è Pier Antonio Stella in linea che ci dà degli aggiornamenti. Quindi, aggiornamento in tempo reale da Vittorio Veneto, avevamo detto Vittorio Falme Sacilese 1-2, invece Pier Antonio? Niente, oggi mi sentite tantissimo, partita delle 1000 emozioni qui a Vittorio, ha pareggiato il Vittorio Veneto dopo circa appunto 10 minuti dal vantaggio della Sacilese, che era riuscita a ribaltare la situazione come avevo detto nel precedente collegamento. Pareggio scaturito da un cross di Dal Bianco, sponda di testa di Martini, e De Martin, il bomber locale, in diagonale ha sorpreso sul primo palo Bazzichetto. Vittorio che poi sulla scia dell'entusiasmo per il pareggio ritrovato è andata vicina anche al 3-2, è stato bravissimo Bazzichetto a uscire sui piedi dello stesso De Martin, servito ancora una volta da Martini, per cui qui a Vittorio veramente una rida continua di emozioni, la partita rimane apertissima, per ora siamo 2-2. Benissimo, grazie Pier Antonio. Dunque, rispetto a quello che avevo detto io, l'unico risultato che cambia è Vittorio Falme Sacilese, partita divertentissima. D'altra parte, quando gioca la Sacilese ci si diverte, perché in Serie D, mister, fare un 3-4-3 non lo fanno tutti, come fa Zironelli. Ma sai, bisogna vedere se poi 3-4-3 veri non ci sono tanti, no? Io non l'ho mai Di visto. solito diventa 5, no? Sì, no, magari rientrano, no, quando non c'è il possesso di palla dietro la linea della palla, o magari uno solo da una parte e uno dall'altra, no, però è difficile vedere tre attaccanti come faceva Zemma, insomma. Adriano, se posso... Scusate se vi interrompo, c'è un altro aggiornamento da Alberto Commisso. Quindi Pordenone Draw, ascoltiamo cosa è successo. Ah no, Tamai, scusate, ho sbagliato, Tamai Fincantieri Monfalcone. Sì, Giovanni, solo per dirti che l'UFM ha capovolto completamente la partita, da 2 minuti addirittura è passato in vantaggio, ricordiamo è passato in vantaggio appunto nei primi appunto minuti insomma, di gioco della partita. È stata un'azione bellissima, in tribuna qui appunto insomma, stavamo discutendo del momento di Totò a Campora, ci ha smentito e ci ha zittito subito, è stato praticamente un lancio lungo di Lettani, Totò a Campora è scattato sulla linea del fuorigioco, ha praticamente steso come un birillo, insomma diciamo così, Meneghelle, e addirittura insaccato la palla sotto le gambe appunto di Perezzini. È stata praticamente un'azione incredibile, velocissima proprio e anche di rara insomma, bellezza. È un UFM che adesso appunto insomma, sta conducendo meritatamente insomma, a nostro avviso e per l'augurio insomma, di Roberto Visentino insomma, speriamo che la partita insomma, si concluda così, un po' meno contento insomma, il pubblico insomma, di Tamai che appunto insomma, è zittito e ammutolito e sta osservando praticamente i suoi beniamini scombere in una partita che almeno appunto per l'inizio si era messa invece bene per loro. Quindi adesso siamo al 22esimo minuto su una situazione quindi è di nuovo cambiata, Tamai 1, UFM 2. Benissimo, grazie ad Alberto. Grazie Alberto. A Campora non è una meraviglia, avevamo qua settimana scorsa appunto Giuliano Zoratti che ci ha spiegato a Campora ha grandissime potenzialità, ha un solo problema, la sua testa. Ce l'ha detto Zoratti, ti ricordi Edi cosa ha detto Zoratti di a Campora? Sì, sì. Adriano, ma ci sono tanti giocatori così? Ma sai, le qualità fisiche le puoi migliorare, la tecnica... puoi raffinare, non migliori tantissimo, però ti raffini, però la testa ragazzi non c'è niente da fare, però dopo ricadi sempre in quelle che l'individuo nasce così
e finisce peggio secondo me. Bene, soprattutto magari se va... Non per essere pessimista, No, ma se di va solito magari questi in città come giocatori... Milano, e sai come cos'hanno? Firenze. No, ma sai qual è il problema dell'allenatore? Che te speri sempre, no? È bravo, farà, fa bene, e poi alla fine non fa mai niente, no? Ricade sempre gli stessi errori, te perdi tempo, hai capito? Pareggio del Marano. Eccoci, come Eccolo diceva lì, Mazzarella. Non c'è niente da fare, no? Forse chioda un po', no? Sì, io volevo chiedere a Adriano, innanzitutto No, se, difficile, se vai ancora a Cardellini con Zorati, No, è ci ha proibito raccontato, adesso. ma mi diceva che aveva 16 Zorati, anni sì, più o si meno, racconta. no? Andavate a No, Cardellini. meno, Più piccoli. 14, 15. Ecco, e poi siete partiti, lui da una parte, tu dall'altra, quindi... Ma perché dove siamo andati? Dappertutto. Ma no, lui abbiamo giocato... Perché io sono andato prima di lui, mi pare. Sì, qualche anno, sì. Qualche anno prima, dopo lui giocava nei junior, io giocavo in prima squadra Ma dopo da qualche parte sei andato, no? durante gli allenamenti giocavamo contro, lui non beccava mai. Lo ha detto che era troppo... Lo ha No, detto. non era era bravo lui, Dai, io ho detto era bravo, però era lento. molto, no, pensava molto, pensava no? Invece troppo, io ero mentalmente agricolo, lento. capito? Andavo, no? Posso dire una cosa? Assolutamente. Stavo pensando in questo momento, sentendo la voce inconfondibile di Eddie, perché io ero beh. ragazzina, devo dirlo qua davanti a tutti, io seguivo sentivo la radio, la partita, e quando non avevo l'abbonamento, cioè non giocavamo in casa, io ero abbonata con mio papà in tribuna, ma negli anni brutti, 9 punti di penalizzazione, non questi anni, perché insomma... Si è sofferto. Sofferto, no? Quindi so tutte le volte che Pozzo ha cambiato l'allenatore, l'ho vissuta. E sentire la voce di Eddie è veramente emozionantissimo, perché mi ricorda tante domeniche passate a casa studiando. Durante la partita non ero molto concentrata e facevo i miei compiti e sentivo queste partite e mi emozionavo. Incredibile, quindi grazie oggi che sono qua e sono bei ricordi. è una bella cosa. Un ricordo di oggi pomeriggio, quando io e Gemma venivamo giù da Pordenone, ascoltavamo ovviamente la radio quella di Eddie, e quando Di Natale ha segnato rigore ha detto gol proprio di liberazione, come porca miseria, e finalmente ce l'abbiamo fatta. Invece volevo fare una domanda tecnica al mister, ma sta storia dei cardellini, con cosa li prendevate i cardellini? A Branco. A Branco? No, c'erano diversi Col vischio? chilometri, Col vischio? Con le reti, col vischio, con tante cose. No, io ero un bracconiere di prima categoria. Adesso lo può dire. Subito no. Non hai mai ammazzato un uccellino. Però categoricamente senza licenza, no? Poi però erano buoni quando si faceva con la polenta, no? No. Allora, Omar, la mamma che ogni tanto mi diceva dai, facevano mangiare, no? Non vorrei interrompere questo momento dei cardellini, però il mezzo Corona, Giovanni, è passato in vantaggio per 2-1 sul San Paolo Padova. Ma il Bologna era doppiato. No, è replay. allora, siccome siamo tra il primo e il secondo tempo, io direi, prima di andare in pubblicità, facciamo un riepilogo della Serie A. Vediamo che risultati sono favorevoli all'Udinese. C'è un risultato clamoroso, Giovanni? C'è un risultato clamoroso. Adesso te lo dico. Allora, Atalanta-Cagliari 0-0. Per la gioia del nostro cameraman Vittorio, Bologna 1, Napoli 0. Gol di Bianchi. Ex Ex Torino. A Catania, Fiorentina 3, Catania 0. Chievo-Parma 1-1. Genoa-Inter 0-0. E a Reggio Emilia, Torino 1, Sassuolo 0. Quindi non va male per l'Udinese. Due risultati sono buoni, diciamo. 2 su 3, La dai. mia domanda, Sì, non fare come domenica No, come l'altra volta che siamo andati avanti 5 alle 5 meno 10. Ma tanto siamo qua ancora per un'ora, quindi non ho ecco. Bene, allora No, perché dobbiamo fargli le cose, Adriano, perché ne sa di cose. dopo abbiamo quando finiscono le partite abbiamo 40 minuti. Abbiamo un GP collegamento c'è la anche. pubblicità, no, il collegamento dopo la pausa, comunque la Sacilese un gol in più, quindi 3-2 per la Benissimo, Sacilese. bene. 3-2. 3-2. Va pareggiato la Vittorio Falm. È vero. Benissimo, dunque con la Sacilese che torna in vantaggio per 3-2 sul Vittorio Falm, noi ci fermiamo Per 4 minuti e poi torniamo con l'altra domenica. e saremo ancora più scemi. Secondo me non è possibile. Ce la faremo. Ce la faremo. Io e te quando ci impegniamo siamo Lo bravi. sport di credito in poltrona, 4 minuti. A tra poco. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Keep your spirit alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. Corri Eddie, corri. Innanzitutto scusa, Sì. abbiamo una comunicazione di servizio molto importante perché dobbiamo fare gli auguri a Melissa, la vigilessa di San Daniele, che oggi compie gli anni. È una bella vigilessa. Perché se no vorrei fare gli auguri a mia nonna che compie oggi 90 anni. Auguri alla nonna. Come si chiama la nonna? Nonna Scilla. Auguri a nonna Scilla, che bel nome. Altri compleanni, altre cose? Qualcuno ha da No, mia dire? mamma fa 95 ma li ha già fatti. Allora Omar, ricapitoliamo Serie A e Sì, Serie D. le squadre di Serie A stanno facendo il loro ingresso in campo per la seconda frazione di gioco. Riepiloghiamo i risultati per chi si fosse messo in ascolto audio e video in questo momento. Vi trasmettiamo dallo studio di Udine l'altra domenica. Lo Sport di Veneto in poltrona. Atalanta a colori, Atalanta Cagliari 0-0, Bologna Napoli 1-0. A Catania, Fiorentina Catania 3-0, Chievo Parma 1-1, Genoa Inter 0-0, a Reggio Emilia Torino 1, Sassuolo 0 e Milan Verona, ricordiamo che è il posticipo delle 20:45. Una battuta su Seedorf, mister. Io rientro. Sai,
Bravo, simpatico, intelligente, fenomeno. Lascia che perde 2 partite, sarà un somaro, cacciatelo via e non fatelo più Secondo vedere. te Berlusconi chiama Renzi poi al Milan? Se gli sta simpatico lo potrebbe anche fare, ma lui è più della Fiorentina. No? Bello oggi. Sì, No, scusa, era Sara, è per quello. Abbiamo fatto un brainstorming io con la famiglia di Pamela per vedere che foto puoi fare vedere di Pamela. Certo. Abbiamo concordato il tutto. Allora c'è Pier Antonio Stella in linea. Ancora Vittorio Farmex Acilese, partita eccezionale. Pier Antonio, cosa è successo adesso? Giovanni, io spero di riuscire a trasmettere attraverso la mia voce delle emozioni veramente che non vogliono accennare a esaurirsi qui a Vittorio Veneto. Sacilese nuovamente in vantaggio. Cross dalla sinistra di Beccia e colpo di testa di Spagnoli a infilare la palla nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Per cui, vi ripeto, biancorossi che si riportano in vantaggio 3-2 e Vittorio che comunque ha sfiorato il 3-3 pochi minuti fa con un colpo di testa di Martini, per cui non ho altro da aggiungere se non dire veramente una partita che lascia completamente senza fiato. Al prossimo collegamento. Perfetto, grazie a Pier Antonio, ma mi sembrava... Vabbè, andiamo avanti. Scusami, ci sono un paio di messaggi da leggere Sì, anche. sì, prego Gemma, perché uno riguarda anche Adriano, mi sembra. Esatto, ce ne sono 2. Allora, il primo è un po' più polemico e dice: Adriano Fedele, lo Sgarbi del calcio. Simpatico, ma i fatti? Da giocatore, una Coppa Italia con l'Inter allenatore? Udinese in Serie B, mi sbaglio? Mandi No, da di Serie Udine. A. Peccato che è vero che è andato in Serie B con l'Udinese, peccato che l'ha portata anche in Serie A, quindi L'aveva portata in Serie A. l'ha portata in Serie A, sì. Anzi, Con una rincorsa incredibile. no? e con una squadra... Grazie, mi ha tirato su di morale. Ma non credo che quello lo Poi, no, ma poi allora, Omar, sveliamo questo retroscena. Adriano Fedele porta l'Udinese in Serie A, va in Succede società... alla vigilia della prima di campionato. Sì, aspetta un attimo. Fa la preparazione, dice alla società: guardate che abbiamo solo dei somari, qua servono almeno 3 rinforzi. Beh, più o meno, dai, Allora, Adriano. io ti vediamo Ecco. c'è una voce. Servono 3 rinforzi, arriva Branca, Kosminski e chi non mi ricordo. Raccontaci Adriano. E poi, Era cominciata già un girone, sì, quando abbiamo vinto, siamo andati su a Ancona. Io sono andato in sede e non volevo più 4-5 giocatori, no? Quelli Mattei, per fare un nome? Sì, ma anche Mandorlini, era gente che ormai era a fine arrivata, ciclo, svernavano, dai, venivano a svernare. Sì, Giuliani, che poi è successo quello che è quello che successo, no? Per tanti motivi, vedevo che c'erano grossi problemi, e invece Pozzo ha detto gente in pratica che ha 2 o 3 anni di contratto, e insomma questi rimangono. Io sono andato a casa e ho detto a mia moglie ormai sì, non ci credo più, ormai è solo questione di tempo, tutto lì, insomma, no? Infatti era vero, no? Dopo la Coppa Italia, no? C'era anche una situazione abbastanza così strana in campo, e sì, questi anziani avevano capito che io non li volevo, capito? Quindi lo spogliatoio cremava un po' contro. No, a parte sì, poi condizionavano molto, no? Soprattutto i argentini, non tanto Balbo quanto l'altro, insomma. Sensini. Un pochettino così, e così è andata così, insomma, ma non ho niente da rimpiangere, insomma. Ecco. È stata bella Poi tra l'altro non avevo nemmeno il patentino di prima categoria, Sì, perché una avevi volta era Fontana, molto no? rigidi. Avevi Fontana, no? Se non ricordo male. Sì, avevo Fontana, però c'erano già state denunce, proteste, anche partite da Udine. C'era una situazione abbastanza... Sì, un po' così. Brava gente. Brava gente. Sì, poi avevo preso... No, perché... non so, voglio dire. Avevo preso un po' di gioco, avevo preso Branca, molto bravo. Poi c'era... Io volevo prendere, ero stato a vedere in Argentina, ero stato a vedere Argentina-Australia, dove davanti c'era Maradona e Battistuta, e dietro c'era un ragazzino di 18 anni che giocava, un certo Redondo. Certo Redondo, sì. Eravamo andati a prendere un certo Pocettino, che mi pare fa allenatore adesso in Inghilterra, non so, no? Pocettino, non so. sì, una squadra inglese, un difensore, e poi siamo diventati pazzi per questo, c'è stata una telenovela abbastanza lunga, poi insomma non l'ha preso. Poi è diventato un grande giocatore, certo. Perché lui era il Tenerife, aveva una clausola liberatoria di 8 Redondo? miliardi. Sì, Ah sì, mi ricordo bene Redondo. ma ha preso tanti giocatori in quel periodo. Sì. Così questo abbiamo trovato insomma tanti giovani lanciati come Pierini, Bacchini, come
tutta gente che era poi andata in nazionale, Rossitto, una marea insomma, no? Di giovani. È un bel serbatoio, no? Sì, dopo però erano quasi tutti italiani. C'era Kosminski che l'avevo visto però ha fatto meno di quello che ci si aspettava. Lui giocava, ho visto Polonia, Italia, a Barcellona, era impressionante. Qui ha fatto bene ma non benissimo, no? Certo. Branchi invece aveva fatto il suo, poi Balbo insomma aveva fatto bene l'anno dopo, aveva fatto 22 gol in Serie A, che poi era andato alla Roma. Mister, scusa, posso chiederti la convivenza invece con Azeglio Vicini? È difficile, no? Cosa vuoi? Lì ho sbagliato io a accettare, no? Ma i patti erano diversi, capito? Ma era difficile perché lui era una brava persona, avrà grande considerazione di sé, anche giustamente, no? Beh, insomma, è andata. Secondo Bruno Pizzur, la più grande nazionale degli ultimi tempi italiana era quella che aveva Vicini, che non ha vinto il mondiale Italia 90. Capito, ma allora non venire a Udine, vai all'Inter. Appunto dico, quindi sì, non è che fosse chissà questo grande tecnico. Come direttore tecnico. Esatto, invece lui voleva fare l'allenatore. No? Beh, ma anche lui è durato quante partite Vicini? Fino a Napoli. Sì, ma ha fatto fino all'andata, il girone d'andata, aveva fatto 10-11 punti, mi pare, no? Però dopo abbiamo fatto bene perché abbiamo fatto qualcosa come, eravamo in Coppa UEFA con ritorno. Pensate, in pratica siamo retrocessi una partita che vincevamo 3-0 in casa con la Cremonese e che ormai l'avevamo fatta vinta, guardate il tabellone, là siamo salvi perché la Piacenza mi pare perdeva con la Sampdoria, sì, dove c'era Gulli, c'era questi qui. E invece dopo, sai, guarda, abbiamo fatto 3-3, pensate, una partita. Pochi minuti, no? Sì, una partita che lì un po'. Certo. Sai Giovanni che all'epoca la hit era Let Me Be, no? E noi cantavamo fuori dallo stadio Ling B. Ling B. C'è clamoroso dal Rocco perché la San Vitese è passata in vantaggio. Quindi, Triestina 2, San Vitese 2, 3. San Vitese 3, povero il tuo amico Rossitto Adriano. E abbiamo un altro collegamento con la regia. Sì, abbiamo un altro SMS che è arrivato. Sì? Dice: salve a tutti e forza Marano. Innanzitutto molto bello lo studio e molto bella la Miss, siamo d'accordo? E vorrei chiedere alla signora Rizzotti e al signor Noselli come si coniuga le sfilate di moda con il calcio, anche perché è molto bello vedere degli ospiti così differenti tra loro. Grazie ancora e a riforza Marano. Vabbè, ci vedono anche da Vicenza, da Marano Vicentino. Ma forse di Marano Lagunare. No, Marano Vicentino. Ah, no. Marano, penso sia in seconda carta. La signora Rizzotti sta arrivando, c'è una domanda per lei. Intanto partiamo con Oscar Noselli. Con Oscar. Rispondi alla domanda. Mi è difficile rispondere a questa domanda. O ti astieni? No, mi astengo anche perché l'organizzazione di una fiera si esime un po' poi dall'organizzazione che io demando ai due amici, sì, anche perché sono delle cose abbastanza diverse. Ecco, noi invece mi collego un po' al discorso che facevamo prima legato al mondo del calcio dove si dice che c'è qualcuno che magari è bravo tecnicamente e gli manca la testa, no? E quindi non va avanti. Io penso che nel mondo della moda, nel mondo della moda è uguale. È più o meno la stessa cosa, no? Ecco, Gemma, rifai la domanda che è rientrata la signora. Prima di rifare la domanda, ti passo un attimo Pier Antonio Stella, guarda caso. Vittorio Falmex Sacilese, fuochi d'artificio come qua fuori poco fa. Pier Antonio, raccontaci. Sì, Giovanni, veramente fuochi d'artificio, hai detto benissimo, quarto gol della Sacilese, il risultato è 2-4. E adesso perdonami un secondo che eccomi qua, eccomi qua, il quarto gol della Sacilese, dicevo, con Spagnoli che serve Fabbro, tiro temporaneo del nuovo entrato Fabbro, il portiere non trattiene, si avventa Boscolo Papo che segna la sua doppietta personale, per cui 4-2, adesso quando mancano circa 5 minuti alla fine della partita, veramente una partita incredibile che la Sacilese, ma usiamo veramente il condizionale visto quanto visto quest'oggi al Comunale Vittorio Veneto, ha messo il sicuro risultato, ripeto, ma parlando molto sottovoce. Perfetto, grazie Pier Antonio. Io credo che ci sentiremo ancora prima della fine della partita, visto quello che sta succedendo a Vittorio Veneto.
Gemma, se ci rileggi la domanda per la signora Rizzotto, visto che è tornata. Tra l'altro ti avviso che avremo Riccardo Riem tra pochissimo perché è cambiato qualcosa di nuovo a Pordenone. Vedremo cosa è successo a Pordenone. Sì, allora un attimo solo, dice... chiedere alla signora Rizzotti e al signor Noselli come si coniuga le sfilate di moda con il calcio. Ecco. Posso... Certo. se ne parlava prima durante la pausa, che comunque anche per le sfilate, per le modelle, esiste lo stesso così principio che diceva prima il appunto mister, nel senso che tu puoi avere delle modelle che per caratteristiche fisiche sono alte, perfette, sono in taglia, però se la testa non c'è, o se non sai poi tagliare noi sui tacchi. organizzatori magari possiamo, perché ci rendiamo conto che magari fisicamente può andare bene, che ha tutte le caratteristiche, però se la testa non c'è, quindi questa assonanza tra il mondo del calcio e della moda ci può essere comunque, perché se uno non ha la testa può avere tutto il talento che vuole. Però non è sempre così, Kate Moss ad esempio non ha testa, però ha fatto un carrierone. Però comunque continua. Che bello che è. Che tira. Vi blocco. Sì, vabbè, grazie. Bella idioma. Un attimo che abbiamo Pordenone in linea, il Bottecchia. Aspettiamo, abbiamo il Bottecchia, vediamo cosa succede a Pordenone, Gemma. Pronto? Riccardo! Giovanni, eccoci qua, scusa ma c'è stata la zampata del vecchio leone d'aria, Zubin, e ha portato in vantaggio il Pordenone. Un Pordenone che ha attaccato però ha concretizzato molto poco. Possiamo dire che il Droga era 5 minuti che giocava con un uomo in meno, perché il portiere è stato espulso su un'uscita a valanga su Macan, e quindi c'è stata una conseguente punizione di Zubin che non ha prodotto nessun effetto. Dopo 2 minuti invece c'è stato un cross di Dionisi, e Macan di testa ha liberato davanti al portiere Zubin, che con un tocco in scivolata ha messo dentro finalmente per il 2-1, quindi a 5 minuti circa dalla fine il Pordenone è di nuovo in vantaggio. Ti ripasso anche l'avvocato Mazzarella. Sì, che l'avvocato Mazzarella, come dice, ecco, allora avvocato, come diceva prima, ascolta un attimo avvocato, come diceva prima Adriano, tu porti gramma perché effettivamente il Marano ha fatto 2-2. E dopo ancora non è finita. Potrebbe anche vincere. No, ma non è gramma, è che il Marano nell'ultimo quarto d'ora sempre risolve le partite, di solito. E così è stato, insomma. La partita, il risultato è giusto. Pordenone ha avuto 5-6 palle gol che non ha saputo sfruttare contro uno degli avversari, quindi il risultato in sostanza è giusto. Anche se è chiaro che col campo pesante la squadra avversaria non passa la metà campo, i centrocampisti del Pordenone non hanno grandi piedi, continuano a lanciare a 30-40 metri che col campo bagnato non si lancia mai, e quindi un po' di difficoltà c'è stata da questo punto di vista. Avvocato, Sì, voglio farti una stata domanda. bella, ecco. Avvocato, voglio farti una domanda polemica. Sì. Uscendo dalla Serie D, entrando in Serie A, l'Udinese ha confermato Guidolin. Già adesso, a parte gli scherzi, mi sembra giusto che venga riconfermato l'allenatore in questo momento. È chiaro che se la squadra nel giro di 2 domeniche o 3 non dovesse riprendersi, la società deve prendere qualche provvedimento, questo è pacifico, ma non si può mandare via un allenatore così. È vero che potrebbe aver fatto anche il suo tempo a Udine, però è anche vero che ha fatto grossi risultati, quindi sarebbe assurdo mandarlo via in questo momento, insomma. Nonostante 3 sconfitte consecutive in campionato? Sì, ci possono stare. Tieni presente che la prima volta che ho visto l'Udinese, quando ti ho visto, ho detto il Napoli aveva i 3 tenori, la Juve ha l'Udinese ha 3 comparse a centrocampo. Sì. Se ti ricordi, certo. Cioè, anche loro dal punto di vista della qualità a centrocampo sono 0. Hanno soltanto il di Natale, che quest'anno però non si sta ripetendo, e Muriel, che doveva essere la sorpresa, che è sempre infortunato, quindi è chiaro che la squadra ha dei problemi. Certo. Ha dei problemi perché ha dei problemi proprio. Sì, sulle fasce, quando chiudi l'Udinese sulle fasce, dove vanno? Sì. Perché i centrocampisti non sono in grado, non ha nessun centrocampista in grado di saltare l'uomo, quindi diventa difficile. Perfetto, grazie all'avvocato Mazzarella, grazie a sentiamo. Riccardo Riem, ci sentiamo più tardi, quindi ricapitoliamo la Serie D quando più o meno siamo alla fine delle partite, mancano più o meno i minuti di recupero. No, abbiamo ancora un collegamento, Gemma?
GP, un attimo solo, perché sì, Alberto Commisso però ha dei problemi di linea, devo vedere se riesco... Ecco, vabbè, è caduto, quindi tra poco collegamento con Tamai. Ricapitoliamo? Sì, quando mancano solamente i minuti di recupero avrà mai in Serie D. Belluno Este 1-1, Giorgione Montebelluna 0-0, Marano Unione Ripa 2-2, Mezzocorona 1, San Paolo Padova 2, Pordenone Dro 2-1, a Tamai 1, Fincantini Monfalcone 2, però stiamo aspettando il Tamai, collegamento a Tamai forse è successo qualcosa. Triestina San Vitese 2-3, Trissino Valdagno Fersina Perginese 0-0, Vittorio Falmec 2, Sacilese 4 e domenica, attenzione battaglione, c'è Sacilese Pordenone. E sarà veramente una gran battaglia. Di buono che appunto quest'oggi al momento il Pordenone vince e il Marano pareggia, e quindi il Pordenone si stacca di 2 punti da questo abbraccio fraterno, non proprio tanto col Marano. Il Pordenone va a 53 al momento e il Marano va a 51, però domenica c'è questo derby clamoroso al 25 aprile di Sacile, dove la Sacilese, che anche se la Sacilese qua meglio in trasferta che in casa, questo è vero, aspetta il Pordenone, quindi la giovinezza e l'allegria del gioco della Sacilese contro l'esperienza del Pordenone, con uno Zubin, Adriano Fedele nell'Udinese, ci starebbe bene, non Zubin lui, un giocatore che regolarmente la butta dentro, come era di Natale fino all'anno scorso. Partivi già dall'1-0 e dà sicurezza, entusiasmo e voglia a tutti, no? Questo... E dopo anche i centrocampisti magari hanno più voglia, più determinazione, si sentono bravi, si sentono forti. Sentiamo un attimo Adriano. Sì, ho recuperato Robby, tra l'altro visto che c'è Robby ci scrive anche un messaggio che leggiamo tra poco, Mauro di Monfalcone, ma visto che lo salutiamo dopo. Adesso abbiamo Robby Visentin in linea. Robby Visentin, cosa succede a Tamai? Purtroppo abbiamo subito il gol del pareggio, sì, tra l'altro siamo rimasti in 10 uomini per la seconda munizione di Princivalli, e quindi per l'ennesima volta finiamo la partita non in 11. Su un ribaltamento di fronte, cross dalla sinistra, e ha segnato Selan praticamente solo davanti alla porta. Purtroppo è così. Quindi, non siamo neanche tanto fortunati. Beh, ma questo oramai mi sembra che... Finito in questo momento la partita. Finita in questo momento, quindi confermiamo proprio alla fine il Tamai recupera sul Fincantini Monfalcone un pareggio, diciamo Roberto, velocissimamente un commento, un pareggio che non accontenta nessuno, rimanete tutti lì impastoiati. Sì, diciamo che per come si è messa la partita, devo dire la verità, il pareggio forse è il risultato più giusto, perché secondo tempo il Tamai ha attaccato abbastanza, ha calciato spesso da fuori, non trovando però la nostra porta. Ecco. Per il resto purtroppo sì, come dici tu, non è che accontenti granché né uno né l'altro, però muove la classifica comunque e non ci distacchiamo da loro. Ecco. I risultati che ho visto, a parte la San Vitese, per quanto ci riguarda naturalmente, da parte di altri sicuramente no, sicuramente il risultato della San Vitese a Trieste non ci accontenta. Ecco. Beh, direi di no. Purtroppo. Direi di no, perché la San Vitese si porta a 19 se riuscirà appunto a portare in porto. Portare in porto è anche bello da dire. Sì. Questa vittoria. D'altra parte sei a Trieste, porti in porto a Trieste. Anche, mi sembra. E in 10 uomini anche, se non ho capito male. Dopo sentiremo Emilio Ripari se ci risponderà, perché loro sono molto... Emilio Ripari a Triestina sono molto caldi, calorosi, no? Sì. Commentare una sconfitta non so se si risponderà appunto ma io non voglio, come dire, portare sfortuna a nessuno, porterei fortuna più volentieri alla mia squadra. Chiaro. Però questo risultato, questa sconfitta in casa per la Triestina, con quello che si sente così in questi ultimi giorni, non che porti felicità sicuramente, né alla tifoseria né nella società tutta, insomma. Certo, magari ridurranno lo stipendio di metà ad altri 5 giocatori, no? Può essere. No, ma mi sembra che si sia già ricomposta quella frattura lì, almeno per quello che si è detto sui giornali. Ecco. Va bene, allora ti noi dobbiamo vedere in casa nostra, non dobbiamo vedere in casa altrui. Questo è chiaro. Sicuramente avevamo la possibilità di portare a casa questi 3 punti che ci sarebbero serviti come non so cosa, però purtroppo è così. Allora Roberto, noi ci sentiamo più tardi con Alberto Commisso per i commenti finali. Nel frattempo in diretta il rigore, a noi interessa molto dell'Udinese, rigore del Napoli. Higuain
Vediamo cosa combina Non dire Igor. niente, che prima ha detto lui che gli ha parato. Sì, adesso Esatto, vediamo. ad Amauri. Allora, commenta Adriano Fedele. Dai, Fedele, commenta tu. Cosa deve commentare? La distanza, regolamentare. vediamo cosa fa il portiere, vediamo se la mette dentro No, o ma no. fai come hai detto prima con Amauri. Se la mette dentro è bravo, se la sbaglia è bravo il portiere. Oppure se Tira fuori. Gol. Pareggio del Napoli. Rigore, complimenti. Intanto ricordiamo, Tirata sotto la traversa. ricordiamo anche che il Torino ha raddoppiato col Sassuolo 2-0. Boh, quindi le cose Si sta mettendo bene per l'Udinese. Diciamo che siamo passati dalle braci alle padelle in questo momento, usando un gergo Speriamo che calcistico. Padelli faccia il bravo Sì. col Torino. Portiere del Torino. Io direi lanciamo l'ultima pausa pubblicitaria, poi tutto di un fiato, facciamo 40 minuti. Fino alle 5. Sì, a parlare dei cavoli nostri, naturalmente di calcio, ma Pamela Bonesso, tutti i nostri amici Dobbiamo qua. parlare con Luca? Dobbiamo parlare con Luca, 6 volte campione croato, poi ci spieghi perché in Croazia, perché io mi sono Poi vi cervellato. spiego tutto, vi spiego Ma perché un italiano va a correre in Croazia? Cioè, perché c'è un motivo? Perché... Sempre quella, no, per me. Ma dai, ma Giovanni. Sono belle donne le croate adesso, stiamo a raccontare le bugie. Io ho papà che è croato, Io mamma italiana, papà è croato. Ecco Lui ha dei perché motivi vedi, basta più validi dei tuoi. non lo sapevo. Costa perché- meno la benzina. ecco. E poi il mentalista ci racconterà qualcosa. Sì, volentieri. Qualcosa di Sara, ad Perché esempio. qualcosa di Sara, ma... Facciamo gossip, facciamo gossip. Facciamo gossip su Sara. No, visto che avete fatto uno spettacolo di burlesque anche tu, bella serata, parleremo un po' di questo e di tutto ciò che vorremmo. Nel frattempo vi ricordo ancora SMS fino alla fine 348 294 76 Il numero in sovraimpressione. 72. Michele Cupitò ci svelerà i segreti dei retroscena delle sfilate e delle modelle. E noi intanto facciamo 4 minuti di pausa e poi torniamo con l'altra domenica. Perché mi aliti sulla spalla, Giovanni? Che gufo che sei! 4 minuti. L'altra domenica allo Sparta Triveneto in poltrone. Che menon oggi. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Stile, carattere, prestazioni. Prova una passione integrale. Subaru, il marchio sinonimo di trazione integrale. Sina Auto, tutta la gamma Subaru la puoi vedere e provare da Sina Auto. La passione integrale. Sina Auto, concessionaria esclusiva Subaru per Pordenone e provincia. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. 20 anni. 20 anni di birra, di gusto e di splendide serate. La Cerveseria. Ma che birreria! È la Cerveseria. Squisite specialità come il panin con rosto, la nostra nuova specialità. E poi galletto ai ferri, il mega würstel, lo stinco alla bavarese, il cosciotto e la lubianska. 20 anni di Cerveseria. Tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La Cerveseria in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio.
Spirit Alive. Nuovo RAV4, da sempre il SUV. Oggi diesel da 23.500 euro. Vieni a provare il nuovo RAV4 presso Carini Auto, concessionaria esclusiva Toyota, Viale Treviso 27A, Pordenone. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. C'è qualcuno che deve passare? Sì, no, perché... Pamela, puoi anche non mettere la fascia, dai, basta con sta fascia. Come basta con sta fascia? Se l'è guadagnata? Sfasciati. Ma pur di farle togliere qualcosa, No, le sì, fai esatto, togliere le ho anche fatto la togliere la fascia. fascia, pensa. Oramai è 2,5 € che la fascia. Allora, novità, il risultato finale come aveva pronosticato Sì, Mazzarella, è vero, Marano 3. La Fenadora 2. Pordenone in diretta? Riccardo Riem, non cambia niente. Non cambia niente, è cambiato il risultato finale alla Bottecchia, c'è stata una magia di Olivera a fondo campo che ha pennellato un cross per un destro al volo di Zubin, gol magnifico sotto l'incrocio e quindi il risultato finale è 3-1, non cambia niente per la classifica e quindi diciamo il Pordenone è riuscito a portare a casa una partita che si era prospettata difficile a metà del secondo tempo perché togliendo Mattielli da metà campo il Pordenone ha perso un po' di misure, però diciamo comunque la zampata, 2 zampate di Zubin alla fine insomma hanno messo il risultato sul 3-1, quindi 3 punti del Pordenone. Ti passo l'avvocato Mazzarella per le conclusioni finali. Sì, l'uccellaccio del malaugurio. Ciao Giovanni, nulla di nuovo. L'uccellaccio del malaugurio, il Marano all'ultimo momento 3-2. Ma non è uccellaccio, vuol dire capire di calcio questo, perché se una squadra per 10 volte a fila nell'ultimo quarto d'ora vince la partita, vuol dire che nell'ultimo quarto d'ora accelera, gli altri non ne hanno più e vince. Allora, non c'è altra spiegazione. Avvocato, allora, la Sacilese è andata a sbancare il Vittorio Falmer per 4-2. Ma il Vittorio è scarso, ricordati che il Vittorio è scarso. Ma arrivava da 3 vittorie consecutive comunque. Sì, ma è scarso lo stesso come squadra. Allora, fai il futurologo, avvocato. Sacilese e Pordenone, raccontacela. Sacilese e Pordenone dipende da come la Sacilese approccerà la partita. Se sta sulla sua metacampo il Pordenone va in difficoltà perché non ha centrocampisti in grado di saltare l'uomo e quindi in contropiede potrebbe fargli male. Ecco, È chiaro che se invece la partita la vuole fare la Sacilese, per il Pordenone diventa più facile. Ecco, diceva Adriano che il Pordenone non ha Pasa. No, appunto, non ha né Pasa né Soncin e non ha neanche Baiana perché pensando che ogni tanto faceva qualche tacco di troppo, però Baiana era un altro giocatore che quando accelerava sapeva saltare l'uomo e metterlo in mezzo e quindi il Pordenone fa fatica, se uno li aspetta e riparte in contropiede la squadra rischia di andare in difficoltà anche perché non è velocissima né in difesa né a centrocampo, quindi poi ti ripeto è un campionato anomalo dove ci sono solo 5 squadre, le altre sono squadre. Oggi il terzino destro che ha permesso a Olivera di fare questa giocata penso che non giochi titolare neanche a Torre. Cioè se questo va a Torre in promozione non gioca titolare. Ecco, questo è il campionato di Serie D di quest'anno che ci avevi già detto anche all'inizio di questa stagione. Sì. C'è una domanda che vuole farti Adriano, avvocato. Sì. Una domanda. Mazza, secondo te chi avrebbe vinto tra la nostra squadra e questa? Io penso che ce ne volevano 2 di queste squadre perché al primo tempo potevamo, guarda, gli rispondo subito ad Adriano. L'anno scorso a Portogruaro quando era in C1 mi hanno avvicinato dei tifosi lì del Portogruaro e mi hanno detto guardi avvocato, la sua squadra avrebbe dato 3 gol alla Portogruaro quando era in C2 e 3 gol alla squadra che giocava contro il Portogruaro nel secondo tempo. Cioè avevamo una squadra che era talmente forte in Serie D che non ce n'era per nessuno. Correva di più la nostra o questa come intensità? No, altro pianeta, come intensità, questi non accelerano mai, questi sì, trovano squadre scarse e vincono le partite, ma non è che accelerano durante il cioè, ecco, il Marano invece lo fa, il Marano ha un quarto d'ora che ti accelera, però poi vedo che tendono anche loro a soffrire quel quarto d'ora. Noi eravamo una corazzata da quel punto di vista. Adriano dal punto di vista fisico crea delle corazzate, cioè se poi ha anche un po' di qualità è chiaro che è difficile giocare contro la squadra di Adriano. Sì.
Benissimo. Proprio perché fisicamente cura tutti i particolari e quindi diventa difficile per gli avversari giocare contro. Benissimo. Ciao Mazza. Ciao Mazza. Avvocato, ti ringraziamo. Buono. Credo che domenica casualmente tu sarai a vedere Sacilese e Pordenone. Mi meraviglio che in Friuli, con tutte le squadre che ci sono, Sì. Adriano non alleni qualche squadra di riferimento che, non so, per vincere il campionato andare su, perché ti ripeto, non riesco a capire gli altri allenatori che stanno allenando che cosa c'entrino rispetto ad Adriano, zero. Allora, e poi dopo Adriano basta non rompergli le balle. Adriano, basta Quando che ti vedo ti offro una pizza, dai. Sì, vabbè, basta lasciarlo tranquillo, fine. Ogni tanto facciamo qualche sfogata, ma eravamo io e lui, insomma, ecco, solo. No. Va bene, Ecco, ringraziamo l'avvocato Mazzarella, ringraziamo Riccardo Adriano. Riem da Pordenone. Dunque, conclusa la partita 3-1, stiamo attendendo tutte le conferme della Serie D per fare il riepilogo, mentre in Serie A sta succedendo qualcosa, Omar? Allora, riepilogo: Atalanta 1, Cagliari 0, Bologna-Napoli 1-1, Catania-Fiorentina 0-3, Chievo-Parma 1-1, Genoa-Inter 0-0 e Sassuolo-Torino 0-2. Bene, ancora... Volevo leggerti l'altro messaggio che è arrivato e dice: ottima trasmissione, un saluto da un ex dirigente Fincantieri ed ex, purtroppo ahimè, assiduo frequentatore dei chioschi regionali. Un saluto a Michele Cupito, Mauro di Monfalcone. Michele Cupito, scusami, non c'era l'accento. Vabbè, ma... Sì, e inoltre volevo salutare anche la signora Miranda di Udine che ci aveva chiamato prima, era un po' perplessa sull'andamento di questa Udinese, una volta perde, una volta vince, poi perde, insomma era un po' perplessa, quindi la salutiamo, la ringraziamo. Pensi signora, se lei è perplessa come siamo noi, no? Si può dire perplessa in diretta? Ma quello che pensiamo noi non penso che si possa dire in diretta, no? Va bene, allora, io direi adesso... Sì, la tua domanda che era 2 ore e mezza fa, prego, vai. No, volevo fare una domanda ad Adriano. Sì, no? vai. Noi conosciamo per il suo carattere abbastanza diretto, impulsivo, insomma, qualche volta può essere anche controproducente. Ecco, se tu tornassi indietro, che atteggiamento non avresti e che ti ha penalizzato? Ma intanto non mi ha penalizzato niente, si vede è così, doveva andare così e basta, insomma, come stare lì a trovare scuse è penalizzato. Uno è fatto alla sua maniera, io non mi sono mai mimetizzato, capito? Per dire anche con Giampaolo, per esempio, per raccontare un fatto, nessuno lo sa questo, dopo la vittoria a Parma, non questo Parma, quello degli Asprilla, dei Zola, dei cose, no? Sì, certo. 1-0, lui è venuto dentro lo spogliatoio e ha detto bravi ragazzi, una vittoria insperata. Oh Giampaolo, gli ha detto, ma ci alleniamo tutta la settimana, se devi rompere i coglioni, ma vai fuori, vai, no? O no? Sì, scusate la parola, prego. Questo ci stava. Allora Lui mica è stato zitto perché lui sai. Certo. Allora mi ha detto, oh, ma hai fatto 2 palle che non ti sopporto più. Questa è la verità, no? No, ma infatti volevo appunto... Scusate, però no. Se volete la verità, se Cioè, no ma me la infatti dolce. no, Ecco, Andy, poi volevo allacciarmi, è stato più difficile il rapporto tra Adriano Fedele con Giampaolo Pozzo o con Irene Revelan? No, ma io non... No, questo è un altro discorso. Io con Giampaolo Pozzo non è che noi avevamo un buon rapporto, no? Solo che magari, sai... Diciamo, 2 caratteri un po' verazzi. No, che magari io non ammettevo che lui fosse il padrone, ecco, tutto sommato. Sì, però... di solito con il Revelan non avevamo niente, perché avevamo fatto questo campionato di solidarietà, dando la possibilità a tutti quelli, infatti abbiamo preso tutti i giocatori che non... come posso dire, parlano tanto di solidarietà, noi abbiamo fatto questa cosa qui, io ho messo a disposizione il mio tempo, certo, gli allenamenti, tutto quello che c'era, anche un po' di qualche lira, insomma, nel portare i giocatori, sono venuti tutti i giocatori che non giocavano, gente che giocava magari in, non lo so, calcio a 5, giocava in terza categoria, oppure come si chiamano quelli? Amatori. Negli amatori è venuta tanta gente, quelli che riuscivano poi a sopportare gli allenamenti sono rimasti. L'obiettivo era a questi fargli trovare una squadra che poi alla fine c'è gente perfino andata in interregionale giù verso sud a guadagnare 25.000 euro l'anno, non sono mica pochi, no? È gente qui che gioca, qualcuno gioca in eccellenza, qualcuno gioca, tutti, perché c'erano tanti giocatori di colore, no? Questi per 100 euro. Sì, chiaro. Lì non c'era una lira, tutto sommato, no? Il comune ci dava il campo, la Revelan pagava le attrezzature, le maglie, il riscaldamento e un po' i trasporti, no?
Scusate se vi interrompo, c'è Emilio Ripari, siamo riusciti a trovarlo. Finalmente. Rocco, arrivo subito, abbiamo lo stadio Rocco Emilio Ripari, Triestina San Vitese. Eccoci qua, innanzitutto vi chiedo scusa se avete fatto qualche tentativo oggi ed era un po' sfuggevole, c'era un po' di casino, perdonate il termine poco elegante, non abbiamo avuto la possibilità di rispondere a ogni tentativo di contatto da parte vostra, per questo mi scuso umilmente con GP, con tutto lo studio. Non ci sono problemi Emilio? No, per quello no, diciamo problemi a livello sportivo direi di sì, anche perché il punteggio maturato a Rocco è di quello che veramente non ti aspetti. Parto dal finale che è Triestina 2, San Vitese 3, è arrivato il gol del giovanissimo classe 95 Pecile al minuto 26 del secondo tempo, 10 minuti dopo una decisione dell'arbitro che aveva lasciato in 10 peraltro i ragazzi di Muzzini per la seconda ammonizione mostrata al numero 5 Simone Giacomini, veramente in giornata no, caldosissimo, ha causato lui 2 rigori nel primo tempo, stendendo 2 volte Buzzi in tandem con il numero 2 Soggia, entrambi i rigori realizzati da Godeas che avevano dato 2 volte il vantaggio alla Triestina, raggiunta prima sull'1-1 e poi sul 2-2 da altrettanti rigori assegnati dal direttore di gara Gariglio di Torino, che ne ha fatta veramente una più di Bertoldo questo pomeriggio a Rocco, realizzati entrambi i rigori dal bomber sanvitese Stefano Della Bianca. Nella ripresa dicevamo appunto questo episodio al quarto d'ora con l'espulsione di Giacomini che sembrava spianare la strada alla Triestina che al 21esimo aveva anche trovato il gol del 3-2 con un illuminante corridoio di De Petris per Bussi in posizione palesemente regolare. Qui però a palla già entrata in rete si è alzata la bandierina dell'assistente Nocenti di Padova che ha mandato in subbuglio tutto il pubblico del Rocco annullando un gol che era clamorosamente regolare. Da quell'episodio in poi la Triestina ha subito lo shock di questa grave ingiustizia subita e di fatto si è sfaldata prendendo il gol del 3-2 del già citato Pecide al minuto 26 del secondo tempo su un pallone spiovente dalle retrovie, un contrasto aereo tra Piscopo e Della Bianca se l'è trovata sul mancino da posizione defilata, ha cercato il tiro ciccando malamente, ma sulla conclusione, al limite dell'area piccola, è sbucata la zampata di Pecide che ha dato la vittoria clamorosa alla Sanvitese. Triestina che da quel momento in poi ha prodotto solo qualche mischia nell'area di rigore avversaria, mettendo prima Sessolo e poi Monti per aumentare il peso offensivo ulteriormente, sbilanciandosi molto in avanti, ma di fatto riuscendo poi a concludere abbastanza poco, con poca pericolosità dalle parti di Tommaso Peresson. Triestina molto sfortunata negli episodi, Triestina punita ingiustamente da questo abbaglio della terna arbitrale su quell'offside di Bussi, ma soprattutto Triestina che perde una partita che assolutamente non doveva perdere, e se già nelle precedenti settimane si diceva meglio guardarsi alle spalle piuttosto che davanti, dopo questa debacle interna questo monito diventa ancora più tassativo per i ragazzi di Rossitto, anche perché la Sanvitese con questo exploit autentico a Rocco va a quota 19, la Triestina è a 25, insomma le lunghezze di distanza non sono più così tante rispetto alla zona calda. Benissimo, non tanto per la Triestina ovviamente, ma benissimo il collegamento Emilio. Abbiamo Adriano Fedele, un grande allenatore, e Rossitto che è un suo grande amico, quindi Adriano a te dispiace molto. Mio figlio, quindi grande dispiacere. E cosa vuoi fare? Il calcio è questo, mi dispiace, niente da fare. Succede. Speriamo che si riprenda nelle prossime partite. Io lo auguro. Benissimo, grazie Emilio, a domenica prossima e saluto tutti gli amici di Trieste naturalmente. La Dea Bendata sta guardando verso Udine perché il Napoli va in vantaggio sul Bologna. Sì, il Napoli va in vantaggio a Bologna a 10 minuti dal termine, è stato un gol di Calayon, no? Se mi correggi Edi, perché stavo sistemando anche la classifica molto interessante, perché l'Udinese seppur oggi, come si dice, ha preso 3 saccocci, però insomma dietro ci stanno regalando punti importanti. Allora, Come è finita per Cotto? Come? Com'è finita No, a per Cotto? Butrio, giocava a Butrio, Butrio, scusa, allenava a Butrio. Sì. Come stavi dicendo? No, abbiamo detto, la società non voleva più, non è disponibilità più di fare un campionato. Ho chiesto io anni che volevo fare, siccome io ho avuto tanto dal calcio, volevo anche ricambiare in qualche maniera, mi sembrava una cosa, non si può mica sempre prendere, no? E abbiamo ho trovato il comune di Butrio veramente disponibile, ci ha dato il terreno di gioco, no? E la società, dicevo, ha pagato
il riscaldamento, ecco, no? E tutte quelle spese lì, le attrezzature, le maglie, e abbiamo fatto questo campionato con una squadra che a tratti gioca anche un grande calcio, solo ragazzi, le risse con gli arbitri tutti i giorni, no? Andavamo sempre in vantaggio, primi tempi siamo andati in vantaggio più di 22-23 volte, no? Ecco, il secondo tempo il disastro, rigori, finavamo in 4, in 5, no? Sì, è una roba allucinante, ritirato la squadra. Addirittura. C'era un episodio a Trieste, abbiamo ritirato una cosa allucinante, vincevamo 2-0 mi pare. Però va detto Giovanni, era divertente vedere il mister nelle Ma partite. giocavamo bene però, giocavamo un calcio. No, ma era bello velocità. vedere il mister quando era in panchina dei dilettanti, quando si arrabbiava, proprio lo vedevi che si alzava e a mandava. Udine, quando a Udine lo vedevi da molto lontano, quindi lo capivi. Io sono andato a vederlo quando era al Pordenone, era eccezionale, perché al Pordenone si è proprio Tanto Genoa in vantaggio, attenzione, Genoa in vantaggio sull'Inter. Bene per i genoani, male per gli interisti. Allora io faccio il riepilogo perché è finito tutto in Serie D, nel senso tutte le partite. Allora leggiamo adesso in chiusura la Serie D, 20ª giornata. Belluno Este 1-1, Giorgione Montebelluna 1-2, Marano Unione Ripa 3-2, Mezzocorona San Paolo Padova 2-1, Pordenone Dro 3-1, Tamai Fincantieri Monfalcone 2-2, a Trieste San Vitese Triestina 3-2, Trissino Valdagno Fersina Perginese 0-0 e a Vittorio Veneto Sacilese e Vittorio Falmec 4-2 per una classifica che vede ancora questo abbraccio tra Pordenone e Marano a 53 punti, Belluno 37, Sacilese torna quarta a 35, Este 34, Montebelluna dell'amico di Adriano Fedele, ovvero sia di Daniele Pasa, fa un grandissimo salto perché va a 27 punti, e San Paolo Padova 26, Triestina 25, Vittorio Falmec, la Fenadora 24 insieme al Trissino Valdagna 24 e poi un buco di 5 punti da dove le squadre che dovranno salvarsi, ovvero tutte insieme Tamai, San Vitese, Mezzocorona 19 punti, Fincantieri Monfalcone 17, Dro 15 e Fersina Perginese 9. Questa è la classifica della 20ª giornata in Serie D, la riporteremo dopo. Pamela Bonesso, quindi la fascia te l'abbiamo tolta, solo quella. Tu mi hai fatto molta invidia, ne parlavamo prima, perché mentre io ero qua, non era freddo a Natale o Capodanno, però non eravamo qua, tu eri tranquillamente con la tua famiglia, giustamente, a farti le vacanze e sei riuscito a farti notare anche al di là dell'oceano Atlantico, no? Perché sei andata ai Caraibi, mi sembra, Santo Domingo. Allora io vorrei che dalla regia ci mandano fuori, ci fanno vedere quelle foto in cui Pamela è con una persona, perché tu sei riuscita anche là a fare un colpo di scena. Raccontaci perché tu giravi con la guardia del corpo. Eccola qui, guardate che razza di animale. Beh, diciamo che non ti rende giustizia questa foto. Mi sembri alta 1,20? No, secondo me è lui l'animale, guarda che razza di bestia. Senza il tacco da vabbè, siamo in spiaggia. Ecco, e qua non vuole neanche camminare, fa la messa, fa prendere in braccio e via avanti. Poi ti ha buttato a mare o sei rimasto? No, era il suo bodyguard. Come si chiamava lui? John si chiama. John, gran bel nome, John. Gran bel nome, devo dire. Il famoso John. Che tu hai pensato bene di accalappiarti, nel senso adesso fai la security per me, no? Ecco. Questo invece è un costume domenicano. È un vestito tipico, sì. In due pezzi. Ma Santo Domingo si vestono così tanto, col caldo che c'è? No, ma tiene fresco invece. Ah, tiene fresco? Sì, sì. Ecco. Prova Giovanni. Sì, l'hai portato a casa, se lo fai provare? Perfetto, la prossima volta che vieni me lo porti in presente la trasmissione così. Si è vestita da Santo Domingo, vedi? Ma no, era lungo il suo. Vero? Sono No, ma tu sei mezzo busto. leggeri. E invece torniamo alle immagini, invece questi sono i soliti giochetti che mi diverto a preparare, anche questa è una bellissima foto, devo dire, in bianco e nero. Chi te l'ha fatta questa? Mio fratello. Grande il fratello della Pamela, bellissima. Invece torniamo alla fiera di Udine, Udine sposa, correggimi se sbaglio perché io le cose me le dimentico, Michele. E vediamo Pamela come ha sfilato con un abito bellissimo che è quello dalla regia, è quello blu bellissimo, che Paola, tu mi raccontavi, è di una stilista di Artaterme. Di Artaterme. Di Gallo. Ecco. Era una delle concorrenti. No, questa è la foto con le vincitrici. Sì, con le vincitrici. Se andiamo sulle foto per cortesia dove c'è la Pamela vestita di blu. Sembra mio nipote qua. Adesso sta cercando la foto, scusa. Se Paola poi... Perché poi durante appunto la finale di Un volto per Udine sposa le ragazze hanno avuto la possibilità di indossare gli abiti degli stilisti che avevano partecipato il giorno prima a Sposa d'autore, il concorso per stilisti, e quindi
si vedrà Pamela, adesso Sì. questo è l'abito suo, lei Questo si è è mio. presentata Questo è così suo. in gara, Questo è il tuo? è il suo Alla personale faccia dell'abito suo. Ecco. questo questo è l'abito bellissimo. è un secondo me. abito di una concorrente, una stilista friulana di Arta Terme, Deborah Di Gallo, e durante la così finale hanno avuto la possibilità di indossare. Poi C'è Pamela, anche un altro abito, c'è un'altra foto dello stesso ha abito indossato blu. anche l'abito del vincitore. Sì, ce l'hai. Del Questo è molto vincitore ecco, di questo si sposa vede del meglio l'abito, è autore. molto molto bello questo abito. Guarda sullo sfondo Oscar Noselli. Che lavora. È vero, già Che lavora. Neanche tu Oscar. Lavora contabile. Invece al tuo fianco qualcuno, nonostante c'è Pamela, sta dormendo. No, è molto interessato. È molto quello. interessato. Ah, un occhio solo. Poi se vi tirate fuori una bellissima foto dove c'è Pamela, mi sembra insieme a Lara, comunque a fianco a una macchina storica della Citroen, anche quello è l'abito della Del vincitore, che è il famoso che si diceva delle prima, seconde nozze. delle seconde nozze. Allora, vediamo se la Sì. regia riesce a trovare. Vedete, eccola qua. Questa è la seconda nozza? Sì, manca il No, giacchino che manca se il l'è giacchino. tolta e il cappello se l'è tolta. Ah, quindi per comunque motivi bianco. proprio tecnici. No, era colore cru. Ah, è cru. ok. No, adesso qui la foto era Ma dove siete? praticamente a un abito aveva una giacchino giacchina e sopra cappello. con tutti gli inserti di pelle Swarovski e poi di perline Swarovski e poi un grande cappello. E questo era il secondo abito. Sì, in questa foto non si vede bene, però è un colore cru beige. Certo. Ed era del vincitore che è di Ferrara, appunto Rock Bay, che è quello che ha vinto il concorso sposa. Certo. Quindi la tua famiglia è molto contenta, Pamela, perché tu farai due nozze. Prime e seconde nozze. Quindi si sa che il Beh, due feste. No, ma si sa che poi il padre della sposa paga i matrimoni, quindi si prepari 2 giri. Poi tra l'altro lei non ha i problemi in casa perché se serve ti tira su un muro in 2 Fa tutto secondi. lei. Tutto lei. Esatto. Senti Pamela, di anche tu qualcosa invece di ridere e basta con sti cretini qua. Ti stanno. Vai! Ogni volta Guardala. mi fate queste sorprese, non ho niente da dire. Non hai niente da dire, no? Da Come? dire. Allora Michele Cupitò di qualcosa tu, no? Ma insomma, io Pamela l'avete intimidita, poverina, è una brava ragazza, non ti fida. Guarda, Giovanni Pacco dice così, vieni qui nell'arena, no, beh, insomma, è stata una bellissima manifestazione, ripeto, noi non abbiamo meriti, io e Paola, il merito è di chi decide di fare iniziative nuove, ha il coraggio di farle e le promuove fino alla fine. Sono stati 2 belli eventi dove si dà giustamente spazio ai giovani, siano essi stilisti emergenti che hanno assolutamente bisogno di visibilità, e una manifestazione come Udine Sposa dà veramente quella visibilità importante, di immagine, quello che serve a questi ragazzi. Per le ragazze invece è una vetrina importante, una vetrina comunque prestigiosa, una vetrina dove loro possono far vedere quello che sanno fare, innanzitutto con un concorso di bellezza come un volto fotomodella, poi non si sa mai che il percorso le possa accompagnare fino a passerelle prestigiose importanti, insomma il concorso di bellezza è sempre un primo passaggio, un primo step, poi piano piano il giusto lavoro, e ce n'è tanto, Pamela lo sai, il giusto lavoro magari con persone che hanno voglia davvero di seguire, insomma, poi magari se c'è questa è la foto di gruppo, Non diciamo, squadra. non diciamo no per la vedevo sì 2-2 mi diciamo sembra. no perché Esatto. il Bologna ha pareggiato Pareggio col del Napoli, Bologna. Omar. Tra l'altro in 10, Bologna in 10, ha dormita colossale in difesa della difesa del Napoli, e il Bologna mette un gol importante perché adesso si rifà sotto, si rifà sotto. A me è passato, Pamela, di fare l'ombrellina. Sai chi sono le ombrelline? Sì, ho pensato. Sì, Hai so pensato? cosa sono. Magari così conosci Marquez, Mi sono Valentino cambiato Paolo da Rossi. uno, non di Massa. O magari anche Luca Tommasini, perché Perché no? anche Luca Tommasini ha le ombrelline. Luca Tommasini, allora, raccontaci allora questa storia della Croazia. Ok, abbiamo capito, tu sei metà croato e metà italiano, partecipi a quel campionato in Croazia. Sì, io corro il campionato Alpe Adria, che è un campionato est europeo che include anche il campionato croato nazionale. Corro lì semplicemente per motivi. Io ti adoro perché metti il mio numero preferito sulla moto, ovvero sia 666, quello del diavolo, esatto. Sì, è il mio numero fortunato, è un numero che mi esce spessissimo, Eccolo lì. infatti vedi.
Questa è stata l'ultima gara dell'anno scorso, è stata una gara magica perché mi ricordo che mi hanno fermato i commissari di gara, questi marescialli che sono con le bandiere in ogni curva. Che ha fatto il mi hanno radar, fermato e mi hanno fermato col numero in grande così, altri mi hanno detto Luca noi ti vediamo sempre passare qua, vai fortissimo, vai più forte di tutti in questa curva, volevamo fare una foto insieme a te in quest'ultima gara. Certo. Ma mi sono messa a piangere, cioè lacrimoni dentro perché queste persone io non sapevo nemmeno chi fossero e comunque io ero riuscito a lasciare un'emozione semplicemente facendo la mia passione, cioè correndo in moto. Essendo me stesso sono riuscito a regalare delle emozioni alle persone. Questo è quello che proprio mi piace della moto, il fatto che è la mia via per farmi conoscere, è la mia via per condividermi e regalare delle emozioni alle persone. Sei mai riuscito a fare uno step, cioè a fare un passo più avanti, magari ad andare non so, nel mondiale Superbike piuttosto che qualcos'altro? Non ce l'ho ancora fatta, è un obiettivo che mi sono posto, che forse quest'anno riuscirò a fare perché una garetta forse nel mondiale riesco a farla. Sì. Ma è una questione, una wild card, la famosissima wild card. È una questione semplicemente di costi, cioè ci vogliono migliaia e migliaia di euro per poter correre in questo momento italiano, in questo momento mondiale di crisi totale, non è che ci siano tanti soldi da investire. Certo. E quindi io metto del mio, perché comunque non è il mio lavoro, è la mia passione, e fin tanto che insomma pago per correre, io dico mi ritengo un amatore, non un professionista. Ci metto del mio e continuo a credere in questa passione e vado avanti, insomma, perché questa è la cosa importante, avere una passione nella vita e mantenerla, qualsiasi essa sia, no? Luca, scusa, tu poi sperimenti, no, quello che fai sulla pista, no? Perché qualche cosa è anche tua personalizzata, no? Sì, io di lavoro faccio componenti per moto, facciamo prodotti in carbonio in vetroresina e quindi poi li certo, trovo direttamente io. È bellissimo perché sì. I miei clienti non sono clienti ma sono amici che Certo. condividono la mia stessa passione, quindi è proprio un approccio diverso anche nel mio lavoro, consiglio quello che uso io e quindi è molto bello, insomma. Bene. Che bella la foto in bianco e nero col polverone dietro. Si chiama Burnout, Quella è una foto sulla gara del circuito cittadino che ho fatto quest'anno. Che è lo sterrato. Per imparare la ripartenza ci starò tutto l'anno. Ma come italiano, tu sei inglese, Guarda che non è la pista ciclabile questa della Bar Rosario. Vabbè, scusa Luca. Da domani Luca quando farai così dirai si chiama Burnout, si chiama Polverone. Perché la Sara mi ha detto che si chiama Polverone. Vabbè, allora non dico più niente. Il bello è che come Pamela anche Luca fa parte un po' del mio mondo, perché sembra paradossale, ma oltre a organizzare Udine Cosa, organizzo anche Udine Motori. Sì, che io sono presente con la mia azienda. Ecco. Diamo le date Oscar di Udine Motori. Te lo ricordi? No. Andiamo a giocare su internet? 11 e 12 aprile prossimo. 11 aprile, però prima facciamo una fiera sullo sport che è ancora più interessante, visto che quella invece è? Le FSB Show è l'1 e il 2 marzo ed è una fiera proprio dedicata allo sport. Benissimo. Sempre in fiera Udine. Sempre in fiera. Ci sentiremo Allora sicuramente. ne riparleremo. Sì, ne riparleremo, magari tornerai ospite appunto A di illustrarci febbraio. prima a febbraio.